perché il Bari lo rispetta, secondo me. È una squadra che sia per la storia sia per come gioca, perché poi siamo andati a vederci come ha giocato nelle scorse partite, è una squadra sicuramente da rispettare e da tenere sott'occhio. Sì, come il Benevento è una diretta concorrente per la risalita in Serie A. E il Bari che a parer mio gioca meglio del Benevento, nel senso che i tre davanti trovano spazi, non danno punti di riferimento, si fanno trovare sempre pronti e i centrocampisti sanno trattare bene la palla. Sì, poi una storia di Bari, sempre di giochi, comunque squadre interessanti, vogliose di proporre un bel calcio, una piazza caldissima che sostiene la squadra sempre e comunque. Ci sono dei parallelismi anche con noi quando guardo poi la squadra di Bari, sia per la storia sia per il grande tifo del pubblico e il grande supporto. È una squadra che come Cagliari ha un grande seguito, è sempre stata abituata a giocare in grandi palcoscenici. Ultimamente sì, ci sono state le vicissitudini più che altro dirigenziali che hanno portato un po' a scendere di tono, di categoria, eccetera eccetera, ma ogni anno provano e tentano di ricostruire una realtà importante. Sicuramente una squadra che è ambita, una squadra che è riconosciuta ovunque, una squadra che merita comunque di stare in questa categorie. Cioè il Bari è, ricordiamolo, anni e anni di Serie A, e quindi tra Serie B è la sua dimensione. Sì, tra l'altro un vivaio che ogni anno sforna tantissimi giocatori. Sì, parecchio interessante. Poi tra l'altro, essendo la città anche più popolosa, forse l'epicentro della Puglia, anche catalizzatore di tante regioni, nonostante poi in Puglia ci sia una tradizione calcistica che va oltre solamente la Bari, ma abbiamo Lecce, Foggia, tante altre realtà che comunque sono importanti. Tantissime. Forse al contrario nostro, lì tutte le squadre anche di provincia hanno un seguito incredibile, quindi anche squadre come Monopoli, sì. Monopoli ha un seguito incredibile, cioè c'è un tifo anche per quelle squadre e viene seguita tantissimo. Mi piacerebbe un giorno che anche noi qui in Sardegna non ci fossero solo magari 2 squadre come Cagliari o 3, Cagliari, Torres e Olbia, ma un po' tutte le squadre anche di provincia venissero seguite. Assolutamente. Intanto è iniziata la partita, noi come sempre, visto che le ultime volte è andata bene, ci andiamo a vedere un po' di dati, andiamo a vedere le statistiche degli scontri tra Cagliari e Bari. 45 i precedenti totali, 15 vittorie rossoblù, 18 pareggi e 9 sconfitte per gli isolani, quindi un conteggio che dà favore ai sardi, mentre le partite giocate appunto sull'isola hanno visto il Cagliari avere un vantaggio ancora più netto nel computo totale, perché sono 11 le vittorie, 7 i pareggi e soltanto 2 sconfitte. I confronti nella serie cadetta sono invece 12 e hanno 6 vittorie per i rossoblù, 4 pareggi e 2 sconfitte. Quindi in tutte e tre le statistiche che ho appena letto noi siamo in vantaggio. Dobbiamo mantenere questa cosa, Claudio. Il dato delle statistiche fino ad ora ci ha portato bene, quindi dobbiamo riuscire a tenere questo trend. Intanto volevo dirti che sono partite le squadre e, a differenza di come avevamo detto, ci sono state subito 2 folate, una da parte del Cagliari e una da parte del Bari, quindi stanno affrontando a viso aperto. È stata una bella introduzione al match, diciamo la cartina tornasole che può un po' descrivere anche come si svolgerà questa partita. Una qualità che si vede già da come viene mossa la palla all'interno del campo, si vede che sarà una partita educata, mettiamola così. Sì, il Cagliari ci ha abituato bene in queste prime giornate di campionato a esprimere un gran bel gioco. Il Bari lo conosciamo poco, ma più che altro l'abbiamo visto soprattutto nei risultati e nelle azioni che hanno portato al gol, e si vede proprio che le azioni sono state costruite. Assolutamente così, e noi non ce la facciamo più, non resistiamo più, andiamo da Vittorio San e ci facciamo raccontare la gara direttamente dalla sua voce. 3 minuti e 12, 0-0 il punteggio, con il Cagliari che tenta di impostare, ha preso immediatamente in mano le redini del gioco, con il Bari che attende con centrocampo abbastanza folto ma con equilibrio finora, che non ha portato a nessuna conclusione né da una parte né dall'altra. Ora il fraseggio è per il Bari, il pallone in diagonale per Antenucci che si muove nel cerchio di centrocampo, allarga a destra nella zona di Puccino fa da sponda,
palla in verticale di Maita, il pallone che viene controllato da Botta, tenta di subentrare ancora Maita, chiusura in questo caso da parte del Cagliari con più uomini addosso al pallone, ruba palla e riparte con Mancosu cerca spazio, si sposta verso destra, appoggia per Zappa, c'è la possibilità di affondare, Nandez subentra, il tacco per accentrarsi, il tocco per Viola all'esterno dell'area, il passaggio per Rog, a sinistra attende Carboni, il controllo di Carboni che ritorna all'indietro invece di affondare, qui ancora la personalità del giocatore che non emerge, pallone per Zappa ancora per Nandez, Viola che si sovrappone, viene a supporto Macumbu, c'è una spinta da parte di Ricci, il calcio di punizione per la squadra cagliaritana, accelerazione rosso-blu, la prima della partita quando si gioca il quinto minuto del primo tempo, il calcio di punizione affidato al piede di Viola, purtroppo siamo lontani dal centro del campo, siamo spostati verso destra, potrà anche tentare una traiettoria velenosa a passare dentro l'area col suo piede sinistro, ma su quella traiettoria è preferibile magari che arrivi la testolina di qualcuno per tentare di portare qualche pericolo o qualche svantaggio al portiere. 4 minuti e 45, tutto pronto per questo calcio di punizione dalla destra che sta per essere spedito verso l'interno dell'area, 16 metri che ora sono sgombri, ma vi entreranno tra poco i giocatori delle due squadre. Cagliari che ha qualche giocatore al di là della linea, ma rientrerà perfettamente per tentare poi di sorprendere la retroguardia barese. Sesto minuto che è iniziato, l'arbitro va a parlottare con Rog, ritorna poi, si allontana dal luogo in cui ha dialogato con i calciatori, pronto a fischiare, fischio che arriva ora, parte la punizione di Viola, la palla all'interno, il colpo di testa! È il pallone che non passa distante dal palo destro della porta difesa da Caprile. La traiettoria era quella che avevo già disegnato nella nostra fantasia, la testolina è venuta fuori nel mucchio, ma purtroppo non ha inquadrato lo specchio della porta. 5:40 ora col pallone che viene controllato dal Bari, il lancio avanti, la ricerca di Antenucci, il colpo di testa in ribattuta di Goldaniga, recupera Botta, l'appoggio ancora una volta per Maita in verticale, ricerca di Khedira di testa, Radunovic riesce a ribattere e poi Viola non riesce a giocare il pallone, l'ultimo tocco però è di Froluncio, quindi la rimessa con le mani è per il Cagliari. 6 minuti che scoccano ora col Cagliari che sta andando a impostare col punteggio fermo sulla 0-0 con la linea che torna allo studio. Siamo di nuovo in studio. Claudio, abbiamo notato una certa somiglianza nell'ultima punizione del Cagliari che sta attaccando e si sta facendo vedere in questo match casalingo. Sembrava la punizione di Cagliari-Napoli 2-1, quella di Foggia, fallo con intervento da dietro e poi cross al centro con deviazione di testa come l'aveva auspicata Vittorio. Peccato non sia andata allo stesso modo, mancava Conti al centro. Però come abbiamo visto la pericolosità sia nei calci di punizione di Viola che nel gioco aereo di Mancosu, perché la palla è stata presa da spizzata verso il secondo palo da Mancosu e ha sfiorato l'incrocio. Sì, tra l'altro gioco aereo che noi dobbiamo ancora esprimere al meglio, perché ci sono state delle occasioni nel corso delle scorse partite, ricordo tra tutte appunto la traversa di Mancosu, ma anche qualche angolo pericoloso, ma i nostri difensori ancora non sono riusciti a inquadrare lo specchio e a darci comunque un gol importante anche da palla inattiva. Sì, deve essere l'arma in più del Cagliari, soprattutto in questa Serie B dove non con questo tipo di squadre ma con altre squadre tu riesci a sbloccare le partite quasi esclusivamente su calci piazzati, quindi abbiamo i tiratori, perché Viola anche adesso ha messo una palla stupenda in mezzo, ha un mancino proprio spettacolare, e Altare che è un bravissimo colpitore di testa, ancora non ha avuto quell'occasione per poterla da poter sfruttare, però abbiamo un'altra punizione quasi alla stessa posizione di Viola, speriamo che vada un pochino meglio rispetto a prima. E Altare che quindi ha dimostrato le sue capacità nel gioco aereo, magari anche nello scorso campionato, se poi andiamo a vedere le ultime partite, perché la partita che ci ha dato speranza è stato suo il colpo di testa decisivo, speriamo riesca a sbloccarsi anche oggi, come si sono sbloccate le altre partite di Serie B che stanno giocando in questo momento. 2 risultati che sono cambiati per ora quando siamo intorno al
10° minuto il Parma è in vantaggio ad Ascoli per 1-0, retta importante in trasferta per la squadra emiliana, e la Spal invece è in vantaggio sempre 1-0 contro il Como al 10°. Dai campi internazionali, se vogliamo dare una visione più completa magari per qualcuno che ha giocato la bolletta, il Manchester City si sta imponendo 2-0 sul campo del Wolverhampton. La squadra di casa ha anche un uomo in meno, quindi si mette davvero in male contro la corazzata celestina, che non guarda in faccia a nessuno, Claudio. No, aspetta, stiamo parlando di un altro pianeta. un altro gioco, stiamo facendo un altro gioco. Intanto sono tanti le azioni da palla inattiva che il Cagliari si sta conquistando, una cosa che non c'è riuscita nelle scorse uscite e che avevamo anche chiamato a gran voce in qualche occasione. Sì, forse per mancanza di furbizia o di esperienza. Nel momento stesso in cui non riesci nelle azioni magari individuali, le azioni manovrate, cerchi di prenderti furbamente una punizione. Intanto un fatto curioso, siamo rimasti quasi 2 minuti fermi perché nella punizione, nella linea di attacco del Cagliari, praticamente Altare ha carezzato un giocatore ed è rimasto 2 minuti in terra protestando come se le avesse dato un cazzotto. È stata proprio bella da vedere. Ah sì, le cose che fanno bene al calcio, come si suol dire, le Sì, cose che ci fanno... Si è rialzato e ha continuato a protestare. Dai replay era una carezza. Veramente, veramente infantili queste cose. E poi tra l'altro con l'assistente VAR ancora più, diciamo, inutili, se così possiamo dire, perché tanto cioè, si va poi a vedere l'intensità e tutto quanto, e certe figure sono quelle che poi rimangono, e per chi non vede questo sport di buon occhio, magari non è appassionato, sono anche quelle cose che poi portano a odiarlo ancora di più per la sua centricità in Italia. Esatto, hai detto bene, il calcio è tutt'altro rispetto a questi tipi di cose. Ci ricordiamo bene, non so se ti ricordi quando Dida si buttò in terra. Sì, per il fumogeno o per il colpo, per il buffetto. Per il buffetto, si è buttato in terra e ancora oggi ce lo ricordiamo. Purtroppo questi episodi nel calcio non sono così rari, ce ne sono tanti, ci sono addirittura giocatori con la nomea proprio di fare queste cose. Gli arbitri si allenano anche a evitare di essere tratti in inganno anche solo per un momento, perché poi adesso abbiamo teoricamente la conferma che dovrebbe annullare ogni dubbio, ogni errore arbitrale, anche se così poi effettivamente non è. Sì, è un pochino da perfezionare, un pochino da perfezionare questo VAR, perché è un po' ambiguo questo sistema. Intanto scoppiettante la gara di Como, perché il Como ha trovato il pareggio subito contro la Spal in casa, risultato quindi che per ora è sull'1-1 quando siamo intorno al 13° minuto. Tra l'altro entrambe le squadre hanno già giocato contro di noi in questo avvio, vedremo un po'. E il vantaggio è stato firmato all'8° minuto per la Spal da Maestro, e il pareggio invece è arrivato al 12° dai piedi o dalla testa di Patrick Cutrone, in grande ex Serie A, che adesso sta cercando di riappropriarsi della sua carriera con questa esperienza al Como in B. Sono tanti i giocatori che poi vanno, soprattutto gli attaccanti, che poi vanno in B a ricercare fortuna. A qualcuno succede, a qualcuno va meglio di altri, giusto? Può essere una buona palestra. Può essere una buona palestra, assolutamente. Questo però cosa ci fa capire? L'enorme differenza che c'è tra Serie A e Serie B. C'è quell'enorme differenza che ad esempio non c'è tra la C e la B. Tra la e la B c'è un abisso, e ci sono i giocatori soprattutto gli attaccanti, che fanno molto molto bene in Serie B e in A non riescono ad esprimersi. Beh, giustamente, come abbiamo parlato qualche volta, sono i tempi di gioco soprattutto quello che manca quando sali di categoria, il tempo per pensare, il tempo per agire, per dire adesso faccio questo. Devi saperlo già prima che ti arrivi la palla, come diceva Michel Platini, uno non a caso, non ne stiamo citando uno dei tanti, stiamo citando uno dei più forti. Intanto il Cagliari che continua a fare buon gioco, Paete che si è un po' addormentato dopo quei 2 minuti di attesa
davanti al calcio di punizione. Ci prova ancora Viola, oggi molto attivo, tiro da fuori che però termina abbondantemente alto sopra la porta del portiere del Bari. Sta entrando molto nel vivo del gioco, perché il Cagliari parte bene a manovrare dalla difesa, se non trova spazio da una parte e rincomincia dall'altra. Questa è una cosa che apprezzo personalmente tanto in una squadra, perché capisci la maturità di una squadra e capisci anche il lavoro dell'allenatore. Viola, che come dicevo sta entrando bene negli schemi del gioco del Cagliari, e a centrocampo riusciamo bene a triangolare anche con passaggi stretti, e mandiamo spesso alla conclusione o perlomeno sulla tre quarti i nostri centrocampisti. Stiamo sviluppando quella confidenza che serve poi per essere una grande squadra, anche per trovarsi con un tocco o con qualche, come parlavamo prima, con qualche secondo in meno di ragionamento. Il Cagliari che quindi cresce anche in questa sfida. Ci deve essere un caldo incredibile per le due squadre, infatti penso che non sia semplice giocare sotto questo sole a settembre a Cagliari alle 2 di pomeriggio. No, è una cosa che sicuramente condizionerà un pochino la partita. Assolutamente sì. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo insieme a commentare questa partita che si preannuncia scoppiettante. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il riscaldamento è importante per la squadra e anche per Cifadda. Acquistando una stufa con lo sconto in fattura risparmi subito il 50%. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Siamo tornati insieme con a Suon di Gol. Il risultato tra Cagliari e Bari è ancora fermo sullo 0-0, ma c'è una statistica curiosa che io ho trovato sull'arbitro che dirige questa partita, perché si parla del signor Francesco Fornò della sezione di Roma, arbitro che ha diretto entrambe le squadre solamente in un'occasione. Il Cagliari l'ha diretto nella prima partita dello scorso campionato di Serie A contro lo Spezia, ricordiamo pareggio per 2-2, tra l'altro Spezia che si era presentato a Cagliari con 3 giocatori di movimento in panchina data la crisi per la positività al Covid di larga parte della squadra, mentre il Bari è stato arbitrato una sola stagione, nella stagione 2017-2018 in Serie B, sempre contro lo Spezia, e il risultato è sempre un pareggio finale di 1-1 tra la squadra campana e la squadra spezzina, quindi ennesimo diciamo così ennesima coincidenza in questa partita con l'arbitro che ha arbitrato entrambe contro lo Spezia, tra l'altro, quindi entrambe contro lo Spezia, entrambe 1-1. Speriamo a sto giro di portare a casa la vittoria, che non finisca in pareggio anche questa. No, tra l'altro sta arbitrando, almeno fino a questo momento, sta arbitrando molto bene, sta dirigendo una gara veramente col polso giusto. Sì, noi salutiamo i nostri ascoltatori che ci scrivono al 340 5186 036, come
sempre c'è Alessio che ci manda il suo Forza Casteddu per portare bene il rosso-blu in questa occasione. Volevi chiedere qualcosa ad Alessio, perché ormai è il nostro compare in questa trasmissione e secondo me Claudio era curioso. Alessio, facci sapere di dove sei, quanti anni hai, se hai qualche domanda falla pure e poi ti invitiamo a bere una birra qui. Tanto c'è la Corte del Sole che ci offre tante possibilità per lo svago nel post trasmissione, ma adesso noi siamo concentrati e pronti con gli occhi su Cagliari Bari e ce la andiamo a vivere con il commento di Vittorio Sanna. 19 minuto iniziato a 10 secondi, sempre 0-0, partita viva comunque dopo il colpo di testa di Mancuso al sesto che abbiamo raccontato in diretta, tiro di Viola terminato alto e anche un pericolo portato da Khedira, un cross basso che Radunovic è riuscito a ribattere. Ora Bari che rimette in gioco, è uno spettacolo vedere il centrocampo del Cagliari come si distende e come si riallinea quando perde la palla, andando a diventare molte volte un 4-5-1 ma molto più spesso un 4-4-1-1 con un trequartista praticamente che fa da rapporto, ma i centrocampisti si muovono veramente bene e prende logica anche la presenza di Viola in mezzo a questa situazione. Il tocco di Viola per Rog, la palla ancora recuperata dalla Bari, c'è il fallo dello stesso Viola su Maiello e quindi il calcio di punizione in favore della squadra pugliese con pallone che Viola non dà in questo caso a Polonuscio che l'avrebbe voluto tra le mani. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Maiello, in diagonale il pallone con Botta che si volta e brucia Rog, il tocco per Antenucci all'indietro per Maita che allarga sulla destra. Bella l'azione del Bari in preparazione, ma poi Puccino si dimentica come si stoppa il pallone, la palla passa dritta e finisce in fallo laterale. Ha rimesso in gioco e per il Cagliari. Poco fa, a proposito di stop del pallone, si è arrabbiato parecchio Liverani su una palla avanti del Bari, perché Zappa invece di andare a stoppare la palla avendone lo spazio è andato a ribattere di testa in fallo laterale. La rimessa è lunga ora a parte Radunovic nella zona di Mancosu, il colpo di testa in chiusura di Puccino, la palla ribattuta ancora dai Cagliari, ma non ci sono maglie rosso-blu, può andare a recuperare in questo caso Caprile quando scocca il 20° minuto sul punteggio sempre di 0-0. Ora una fase quasi di stanca della partita. Maiello per Maita, anzi per Botta, lancio in verticale per Khedira, chiude molto bene Goldaniga mandando in fallo laterale. Ha rimesso in gioco tra per il Bari, vicinissimi alla bandierina alla destra di Radunovic, quindi in zona d'attacco per la squadra ospite. Ricci se ne incarica, vede arrivare Antenucci, lo stop di Antenucci, la palla resa ancora e poi data dentro ancora per Proluncio che cerca di dialogare con Antenucci, e ancora Macumbu che chiude, disimpegno del Cagliari a cercare Nandez, il colpo di testa di Maiello in fallo laterale. 20 minuti e 39 secondi, la rimessa con le mani per il Cagliari, mentre il quarto uomo marca uomo Liverani, si arrabbia perché Liverani è uscito dalla zona tecnica. La rimessa con le mani, il pallone è ceduto ancora all'indietro, pressing alto da parte del Bari e Viola che tenta di venirne fuori, lo attacca Maiello, c'è il fallo, Macumbu recupera la palla, applicata al nome il vantaggio, ancora la palla per Viola, si distende il Cagliari, avanza Viola, palla dentro, troppo profonda Hernandez. Ci sono tre giocatori al centro che potevano ricevere il pallone. Si arrabbia particolarmente Mancosu in questo caso per questa palla che Viola in modo ostinato ha voluto tenere sulla sinistra, dandola in verticale per Nandez. 22° minuto, nel frattempo il punteggio non è cambiato, sempre 0-0 tra il Cagliari e il Bari, la linea che va allo studio. E quindi torniamo insieme qua in studio, riandremo da Vittorio tra pochissimo. Un Cagliari che ci prova comunque con delle trame interessanti e facendo viaggiare soprattutto il suo centrocampo che è protagonista in questo avvio. Sì, assolutamente, si vede proprio la mano del tecnico che soprattutto nella fase di costruzione del gioco, no? Dove Macumbu va oltre che a chiudere, va ad orchestrare questi altri due centrocampisti in Viola e Rog che si muovono benissimo, fatto di triangolazioni, palle avanti, palle dietro, è veramente un piacere da vedere. Troviamo poco sbocco in avanti perché il Bari, come nelle altre partite, è venuto qui un pochino a difendersi, quindi ritorniamo al rispetto che hanno le altre squadre per noi. Certo, assolutamente.
assolutamente corretta l'analisi di Claudio, più che altro perché è vero, ci vedono come la squadra con cui fare davvero il risultato e di conseguenza stanno attenti a qualsiasi minimo punto scoperto che possiamo lasciare. Parità che un po' ogni tanto si nervosisce, ma sembra anche che comunque il Bari sia venuto qua un po' a teatralizzare senza voler essere, mamma mia, anche qua anche adesso si lanciano faccia in terra rotolando, la vogliono mettere un po' sui vogliono qualche cartellino in giallo in più, già, infatti appena l'arbitro si allontana da mani in faccia si torna normale, si fa battere la punizione con tutta calma. Sì, perché sono veramente ridicoli certi atteggiamenti, ma questo deve dare ancora più forza al Cagliari, cioè nel senso che il Cagliari si devono sentire ragazzi la squadra da battere, perché abbiamo tutte le capacità e non solo nei nomi, ma perché lo dimostriamo in campo. Eh sì, una squadra che sta finalmente trovando davvero quegli ingranaggi da muovere nel senso giusto, e Liverani con gli ultimi acquisti, anche con il tempo, secondo me il tempo sta facendo molto, perché questi ragazzi si iniziano a trovare con rapidità, sanno dove stanno, sanno che ruolo devono ricoprire in campo e sanno soprattutto cosa vuole l'allenatore da loro. Sì, tra l'altro Liverani è un allenatore che pretende tanto dai giocatori, quindi è naturale che i ragazzi devono avere bisogno di apprendere tutte le nozioni che gli dà l'allenatore. E intanto cambiano ancora i punteggi in Serie B, perché il Parma raddoppia ad Ascoli 2-0 degli emiliani in trasferta. Ha segnato invece il gol del vantaggio in casa la Regina, che in questo momento è sull'1-0 contro il Cittadella, e gol del vantaggio per un'altra squadra di casa che è il Südtirol, che in questo momento sta superando il Cosenza sempre per 1-0. C'è stato un cross pericoloso del Cagliari, Claudio, di Carboni, che spesso si sta facendo trovare nella tre quarti avversaria, quindi sta dando un grande contributo alla manovra offensiva. Sì, dobbiamo sfruttare le doti soprattutto offensive di questo ragazzo, che deve prendere anche un po' di autostima, un po' di coraggio e magari cercare qualche giocata in profondità in più, perché comunque abbiamo visto che il sinistro è un piede educato per l'uruguaiano. Lui è secondo me uno di quei giocatori da aspettare, perché si vede nelle movenze, nella tecnica, nella capacità di corsa che ha, che può fare molto di più, può dare molto di più. Anche lui deve immergersi in questa Serie B e ripetiamo sempre, sono dei ragazzi, gli va lasciato del tempo. È così che devono crescere i giovani. Intanto salutiamo Andrea che ci scrive ciao ragazzi, forza Cagliari sempre. Andrea da Padova, grazie di averci scelto e di vivere la partita con noi per questo appuntamento valevole per la quinta o sesta, adesso non mi ricordo più, la sesta di campionato, Claudio, la quinta di campionato, di conseguenza vediamo un po' come si evolverà la quinta. Siamo sicuri? Eh sì, Guarda, è siamo sicuri. ma siamo sicuri? Devi studiare. Devo studiare, va bene. Mi ricordavo 3 vittorie e un pareggio e una sconfitta, Claudio mio, ma siamo sicuri? Questa è la sesta. Ah, ecco, allora avevo ragione io. Salutiamo quindi Andrea, gli dedichiamo anche un dato, perché così gli diciamo un po' di curiosità. L'ultimo precedente tra Cagliari e Bari è avvenuto al San Nicola a maggio del 2016 e ce lo ricordiamo bene, perché grazie a quella partita abbiamo avuto la matematica sicurezza di salire in Serie A. Io me lo ricordo bene perché avevo finito i festeggiamenti direttamente la mattina dopo Bari Cagliari. Nella stessa stagione abbiamo vinto anche in casa nostra 2-1 con le reti di Melchior Riesau, mentre l'ultima sconfitta dei rossoblù contro i pugliesi risale addirittura all'aprile del 2000. Si parlava di una partita in trasferta per i sardi e si perse 1-0, quindi 22 anni che non avviene appunto il risultato peggiore
peggiore in questo confronto. C'è il cooling break in questo momento, le squadre si rilassano e si rifiatano un pochino, è giusto con il caldo che sta facendo. Sì, è un caldo che per i giocatori è devastante, perché giocare alle 2 in queste condizioni, cioè, bisogna fare un applauso, un riconoscimento solo per questo, anche perché i ritmi sono abbastanza alti. Sì, non si sta giocando mica per scherzare, come si dice in gergo. C'è intensità, c'è voglia di fare proprio la partita, c'è voglia anche di mettersi in mostra in un palcoscenico comunque che ruba un po' i riflettori a tutto il resto della giornata. Sì, adesso che c'era il cooling break vorrei farti una domanda che non c'entra niente, ma tu eri uno di quelli che diceva che Haaland del Manchester City non avrebbe fatto bene con Guardiola? Ma chi lo dice? No, chiede. Ma sei pazzo, non è impossibile. No, anche perché ho visto il gol l'altro giorno e mi sono emozionato, cioè non vedevo una cosa del genere da un po', un gol spettacolare che solo un grande campione come è destinato a diventare probabilmente il giovane norvegese può fare. Cosa stiamo parlando? Stavo guardando, no, allora era un altro commentatore, un altro speaker di Super Sound, sì. deve averlo detto. No, neanche di Super Sound, forse di Sky, no, non lo so. Vabbè, ci sta. Il Cagliari che intanto attacca, è servita un'uscita provvidenziale del portiere barese per fermare l'incursione di Lapadula, ma la partita è sempre fatta di rossoblù, con i bianchi che attendono e cercando sicuramente di far male con le ripartenze, visto anche le qualità dei loro attaccanti. Sì, hanno le 3 linee di difesa, centrocampo e attacco in 25 metri sotto la linea della palla, quindi non è facile trovare gli spazi. Il Cagliari muove bene la palla, è un dato positivo sicuramente è l'atteggiamento di Lapadula in questa fase iniziale della partita, che non sta dando punti di riferimento, si sta sbattendo, sta andando molto a pressare gli avversari, quindi forse si è galvanizzato dopo il gol di sabato scorso. È stato cliccato quell'interruttore, modalità grinta, come lo vogliamo vedere, perché è una sicuramente delle sue qualità più elevate. Assolutamente, lo conosciamo bene. In questa fase della partita dobbiamo stare attenti però alle ripartenze del Bari, che sono bravissimi e molto veloci a ripartire con tanti uomini, quindi non solo i 3 davanti ma anche i 2 centrocampisti, quindi può essere anche la loro tattica di gioco questa, aspettare il Cagliari che manovra per poi rubare palla e ripartire velocemente in attacco. Qua un giallo sacrosanto, direi, per Marco Rog, che perde un po' la testa cercando di recuperare la palla, fa un brutto intervento in scivolata nei confronti di Antenucci. È giallo che ci può stare, peccato, perché è l'ennesima munizione che prendiamo lontano dalla nostra porta. Guarda, in questo caso però forse ha fatto bene, perché era proprio una di quelle azioni dove loro potevano ripartire, quindi magari poteva farlo meglio, nel senso poteva non prendersi il giallo, ma in questi casi il giallo è obbligatorio quando vai a fermare un'azione offensiva. E intanto non possiamo metterci a parlare perché il Cagliari continua ad attaccare, ed anche adesso incursione centrale molto molto pericolosa, con la difesa del Bari che si salva grazie a un ottimo intervento in scivolata, di quegli interventi che se sbagli però finita, Se sbagli lo stiamo rivedendo, se sbagli è rosso. È rosso perché tra l'altro sei fuori area e lì non ci sarebbe il doppio giudizio, la doppia punizione, di conseguenza si andrebbe col cartellino rosso che può condizionare, anzi condizionerebbe sicuramente la gara. Soprattutto perché è preso dal giocatore di più esperienza, che se non sbaglio Di Cesare ha 39 anni ed è veramente un gran bel giocatore. Intanto noi ci concediamo Vittorio Sanna alla scoccare del minuto 30 e andiamo a sentire la radiocronaca in diretta. A dire il vero inizia il 32esimo in presa diretta con il Cagliari che sta attaccando. Poco fa avete raccontato l'azione che Mancuso stava propiziando. Nel frattempo si cambiano posizioni in mezzo al campo. Viola addirittura sarà finito a sinistra, con invece Mancuso più accentrato, ma parte anche il Bari. Attenzione, pronto a ripartire con Puccino. Il tocco di Maita per il controllo di Khedira, che tocca ancora nella zona di Puccino per Maita, pallone per Botta nel cuore della metacampo del Cagliari,
Cagliari, tocco corto e scambio con Antenucci, ancora botta, pallone scambiato ancora con Antenucci e poi reso all'indietro nella direzione del capitano Di Cesare che allarga ancora per Puccino. Bari che tenta di tenere il pallino del gioco, il colpetto di Antenucci, la palla allontanata in modo perentorio da Carboni, è finita nella metà campo del Bari dove va a recuperare Caprila, in questo caso con il pallone già servito centralmente. A sinistra Ricci, il Cagliari in questo caso non è salito oltre la linea mediana, ha aspettato che il Bari rimpostasse, Polonuscio porta avanti il pallone, il tocco largo sulla destra ancora per Puccino in diagonale per Khedira che ritorna all'indietro su Polonuscio che allarga nella zona di Antenucci tenta di voltarsi, ancora possesso di palla da sinistra per Ricci, interno dell'area, cross basso, ribatte male Rog, allontana invece Zappa, recupera Polonuscio, posta sul sinistro, tenta di entrare, va giù, non c'è fallo, ecco il contropiede del Cagliari, parte in questo caso la Padura, un'altra martellata a buttare via il pallone come aveva fatto in precedenza una volta Rog e un'altra volta lo ha fatto invece il Viola. Non capisco perché si è ignorato anche stavolta Mancoso a sinistra, si sta cercando quasi costantemente Nandez a destra e nel cercare Nandez modo il pallone viene battuto così forte che si vanifica l'azione d'attacco. Pallone recuperato da Albari con il controllo di Maiello che ha dato all'indietro ancora la palla verso Maiello, il pallone che Maiello tiene tra i piedi, pressing di Viola, il pallone giocato centralmente con Di Cesare costretto ad allontanare sul pressing del Cagliari, poi il pallone che Ricci andava a controllare ma era in fuori gioco, quindi si riprenderà con un calcio di punizione che il Cagliari ha già battuto. Makumbu avanza, tiene il posto di palla, gioca costantemente in posizione centrale, si allarga a sinistra Carboni, il controllo, palla resa all'indietro per Altare verso Goldaniga, 33 minuti e 43, Goldaniga ritorna sui passi, non cerca più Zappa, viene incontro Rog, ancora Goldaniga, va a cercare Altare, da Altare ancora Carboni che finalmente guarda avanti, il tocco di Mancoso, l'inserimento di Rog che viene avanti, giunge sulla tre quarti, sposta il pallone sul destro, converge ancora, cerca di cambiare gioco, ritorna su Makumbu che può avanzare, ancora l'appoggio per Goldaniga che può cercare in verticale Nandez per Zappa sulla tre quarti, si accentra Zappa, va verso l'area, ancora Zappa, c'è fallo e calcio di punizione per il Cagliari, oltre a cartellino giallo all'indirizzo di Polonuscio, grande azione da parte di Zappa e ci teniamo la linea per questo calcio di punizione perché c'è una mattonella interessante, siamo vicini al vertice dell'area, guardando dalla porta difesa da Caprile, il pallone è da mettere giù e ci sono Viola e Mancoso sulla palla. Viola potrebbe tentare la traiettoria verso la porta anche se da posizione decentrata in una sorta di diagonale dentro l'area, Mancoso potrebbe tentare invece il cross verso l'interno dell'area. Comunque sia una doppia soluzione che impone grande attenzione al portiere del Bari, con l'arbitro che adesso dispone la barriera, la fa allontanare e si prepara per far partire questo calcio di punizione. Viola indietreggia, guarda la porta, Mancoso si allontana, rimane il solo Viola, attenzione perché Viola potrebbe battere a rete. Secondo me si sta pensando alla traiettoria verso la porta. 36esimo minuto, la rincorsa da parte di Viola, barriera piazzata alla distanza dovuta con l'arbitro che invita i due giocatori, continua a parlottare con loro e poi si allontana pronto per fischiare il calcio di punizione che sta per battere Viola, la rincorsa da parte del giocatore cagliaritano, il fischio da parte dell'arbitro, Viola che ancora non parte, ora sì, tiro a giro, il pallone colpito di testa, attenzione ad Altare, spinta su Carboni, Altare gira, ma la palla è intercettata lì nello studio. E sì, torniamo per terminare quasi questo primo tempo, risentiremo Vittorio in occasione del recupero e quindi il Cagliari che continua comunque ad attaccare. Dobbiamo dire un primo tempo sicuramente votato alla fase offensiva con un Bari che non è riuscito a esprimersi nel migliore dei modi.
No, diciamo che sono troppo. Il Bari gioca bene, ok? Però fino alla tre quarti del Cagliari, quindi è merito anche del Cagliari questa non portare avanti le azioni offensive del Bari. Stavamo guardando la punizione di Viola perché siamo un po' in ritardo e si poteva fare meglio. Si poteva fare assolutamente meglio. Speriamo che nelle prossime occasioni, visto che sono arrivati tanti calci di punizione, si faccia meglio. Noi lasciamo un attimo lo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a commentare insieme. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e la Tigna, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Di nuovo in studio per commentare Cagliari Bari con Claudio. Durante la pausa pubblicitaria stavamo analizzando il fatto che comunque in questo primo tempo il Bari non è mai riuscito effettivamente a spingere con parecchi effettivi per mettere in difficoltà la retroguardia rossoblù. Questo per merito del Cagliari, stavamo analizzando questo, la fase difensiva del Cagliari, non danno la profondità ai loro attaccanti, quindi è una cosa sicuramente provata in settimana. Stanno sempre sull'uomo, sono molto attenti a tenere la linea, quindi è un gran bel segnale. Perché? Perché poi il gol può arrivare da un momento all'altro, abbiamo visto su calcio piazzato, su tiro da fuori, su azione personale. Importante, molto importante per il proseguo del Cagliari è non prendere gol, e ci stiamo comportando nella maniera più giusta, almeno fino a questo momento. Eh sì, come importanti sono i nostri ascoltatori. Ci ha scritto anche Fabrizio, ci fa i complimenti per la trasmissione, addirittura si ricorda Claudio Pane al Cagliari, se lo ricorda lui, è grande, ha una memoria incredibile. Ci stiamo parlando di 42 anni fa. Esatto, esattamente. Grande, ricordami il nome perché stavo... Fabrizio, grande Fabrizio. Di Fabrizio, mi bacchetta anche perché giustamente ho sbagliato prima. Carboni non è uruguaiano ma è argentino. La mia passione per gli uruguaiani mi ha fatto naturalizzare l'esterno proveniente dall'Inter con la camisetta celeste. Me l'aspettavo così. Sì, per te sono tutti uruguaiani. Tutti uruguaiani. La Padula che recupera una bellissima palla a centrocampo. Stava facendo un bello scambio con Nandez, poi che però intercettato dalla difesa, perché sono il Bari, la fase difensiva del Bari è composta da 8-9 giocatori. Sì, sono tanti, è proprio folta la difesa del Bari, perché non vuole concedere l'uno contro uno e la possibilità di essere in inferiorità numerica difensiva, perché a quel punto poi gli attaccanti del Cagliari potrebbero davvero fare molto male. Risultato che cambia in Serie B, è l'ennesimo, ed è quello del Venezia che quasi alla fine del primo tempo passa in vantaggio contro il Pisa, risultato di 1-0, e intanto brutto fallo di mano da parte di un difensore barese, ravvisato all'arbitro, non l'ha visto. Sì. Abbiamo l'ennesimo calcio piazzato, questa volta sulla sinistra, andrà a calciare Marco Mancosu, è già il quinto calcio piazzato, se non sbaglio il quarto, il quinto calcio piazzato
Non era alla terza, alla quinta si bastona. Alla quinta si bastiona? Alla quinta okay. Ma alla quinta se fanno fallo, poi ogni fallo che fanno è rigore, giusto? È che tiro non libero. funziona così? No, tiro libero. Ah, tiro lì, da dove? Da dove? Perfetto, scegliamo noi il punto della battuta. Intanto Mancoso si prepara vediamo un po' questa azione. Ancora una palla smorzata dalla retroguardia in maglia bianca. Intanto ho annunciato il vantaggio del Venezia, vantaggio che si è già dissoluto perché il Pisa ha trovato il pareggio 1-1 sul campo appunto della squadra che l'anno scorso ha sancito la nostra retrocessione, se così vogliamo ricordarla in modo un po' macabro, mettiamolo così. E intanto si sblocca un altro punteggio, un altro big match, perché il Frosinone è in vantaggio in casa contro il Palermo 1-0 al tramonto del primo tempo, e quindi il risultato che si sblocca anche in quel campo, e noi attendiamo che si sblocchi anche da noi, perché ormai questo primo tempo sta per andare negli archivi. Il Cagliari ha seminato molto, speriamo che il periodo appunto della raccolta sia vicino. Sì, non è assolutamente facile contro questo Bari che è venuto qui a difendersi. Io apprezzo di più le squadre come Cittadella che vengono qui a giocarsi la partita, cioè sono sempre per lo spettacolo. Il Bari qui è venuto a fare le barricate, giustamente, chiaramente secondo loro, e questo non è un bene per noi, perché non è facile fare gol a questa squadra. Assolutamente, preferivamo il Modena, che anche se poi alla fine ha perso 1-0 solamente, ha rischiato tantissimo in più, però la partita se l'è giocata. Se l'è giocata, ha rischiato di comunque di andare in vantaggio, ha rischiato di recuperarla, è stata una partita aperta. Ora sicuramente il secondo tempo ci saranno molti più spazi, perché il caldo si sta incominciando a far sentire. Noi abbiamo la fortuna di avere una panchina molto importante e speriamo venga usata con parsimonia, con tattica, come è stato poi nell'ultimo match, in cui la situazione era anche molto molto peggiore, visto che eravamo un uomo in meno, ma sono stati cambi alla panchina poi a farci arrivare al risultato. Sì, penso che sarà la caratteristica di quest'anno. Liverani ci ha abituato bene con le sue scelte, forse inizialmente un po' tardive, mentre invece nell'ultima partita con i suoi cambi ha cambiato la partita. Questo sì, sicuramente avverrà anche oggi. Intanto c'è mezza rissa tra Nandez e Flor. Sì, è il Florinso, che qua è bello cattivo. Nandez non si fa spaventare, è grosso, ma Nandez non penso gli sia importato più di tanto, nonostante la minuta stazza, con quella grinta che è tipica dei sudamericani. Nandez a raccontare. Non essere uruguaiano, non ti permette. Non è che adesso ti ricorre. No, guarda, dico sempre uruguaiano nel dubbio, qualsiasi sudamericano, qualcuno lo indovinerò prima o poi. Sono tanti quelli che giocano alla fine. Noi ci stiamo apprestando ad arrivare al 45esimo minuto in cui daremo la linea a Vittorio Sanna per farci raccontare direttamente da lui i minuti di recupero. Andiamo a vedere se è disponibile. Ciao Vittorio. Manca ancora qualcosa, 15 secondi. 15 secondi e sentiremo appunto la presa diretta che ci farà immergere in questo tramonto di primo tempo, che comunque fino ad adesso possiamo raccontare sicuramente come positivo e può darci delle ottime speranze per quanto riguarda la seconda metà di gara. Adesso andiamo alla Vittoria per il racconto. 3 minuti di recupero, come Mancoso che porta avanti il pallone, Macumbu, zona d'attacco, accelera Macumbu, tenta di entrare, un dribbling, un secondo, Macumbu, la palla Fernandez, ancora Macumbu, entra dentro, pallone allontanato, peccato. È stato un rimpallo alla fine che favoriva le grandi leve di Macumbu, pallone ancora Fernandez, il controllo ancora per Macumbu, eccolo che si libera dell'avversario, palla sul sinistro, Macumbu, c'è Mancoso largo dall'altra parte, non riesce a sentirlo, e poi dall'altra parte il fallo di Altare. Secondo me Macumbu è un po' in gabbia, messo là davanti alla difesa, costretto a fare il mediano quando può fare molto di più in fase d'attacco. Bisogna liberare Macumbu per fare in modo che possa dare un contributo all'attacco. Finora è stato molto disciplinato sul piano tattico, si è messo davanti alla difesa, ma è un leone in gabbia, secondo me non ha
non ha assolutamente senso tenere Macumbu in quella posizione quando può dare veramente tanto in fase d'attacco. 46 i minuti trascorsi, 2 ancora di recupero con il portiere Caprile che viene sulla tre quarti per battere il calcio di punizione, indietreggia, Bari che sembra accontentarsi anche dello 0-0 nel finale di tempo, batte in questo momento il pallone verso sinistra alla ricerca di Foloruncio, il pallone passa dritto, si perde in fallo laterale, ha rimesso in gioco per il Cagliari, Zappa che se ne incarica, pronto a effettuare la rimessa, nella zona c'è Viola, poco più in là c'è Nandez e Viola che riceve, di testa prolunga, regala il pallone agli avversari, quindi ancora una volta la palla recuperata da parte del Bari col tocco verso Maiello attaccato proprio da Viola, il pallone all'indietro per il tentativo di rilancio di Vicari, o di Vicari a seconda dell'accento che cade, pallone nella zona d'attacco, esce ancora, alza rimessa con le mani per il Cagliari, 1 minuto di recupero è rimasto, vediamo se lo utilizziamo per concludere questa azione d'attacco. Rog parte dalla zona interna di sinistra, porta avanti il pallone, ancora scavalca la linea centrale, cerca Macumbu, riesce a recuperare il pallone con il piede sinistro, palla per Viola, prolunga per Zappa cerca Nandez, il tocco ancora per Viola che riesce a recuperare il pallone, è attaccato da Foloruncio, il ritmo è troppo alto secondo me per Viola, palla ancora per Rog che va a cercare ancora in profondità un compagno, si tratta di Mancosu per Nandez, si gira, palla per Viola, dentro l'area, palla per Viola e il pallone allontanato. Nell'uno nell'altro hanno saputo concludere, in particolare Viola ha avuto la palla per portare il Cagliari in vantaggio, è rimasto a inghicchio la situazione senza arrivare alla conclusione, i due si sono quasi disturbati, Viola e la Padula nell'uno nell'altro hanno concluso sull'azione che aveva portato avanti da terra Mancuso per Nandez, poi l'assist di Nandez, la palla nella mischia, prima la Padula che non calcia, poi Viola che calcia sotto alla fine, pallone allontanato, finisce il primo tempo sul punteggio di 0-0, ma le occasioni migliori, lo possiamo tranquillamente dire, sono state per il Cagliari, in particolare quest'ultima era quella che poteva sbloccare la situazione. E quindi primo tempo che si conclude in parità 0-0 tra Cagliari e Bari, come detto da Vittorio, sicuramente un Cagliari più propositivo in questa prima frazione. In tutto, sia come intensità che come gioco, come voglia di fare, un bel Cagliari. Assolutamente sì. Vito, quali sono le tue impressioni per questo secondo tempo? Come pensi che il Cagliari potrà arrivare poi al bottino finale? Secondo me deve liberare Macumbu da quel ruolo davanti alla difesa, deve farlo andare un po' più avanti ad aiutare il centrocampo, deve fare accentrare un po' di più Mancosu che si è sacrificato per la squadra in fase di copertura, insomma 2 o 3 mosse che peraltro Liverani sa fare e rimettere il Cagliari nella condizione di avere forse maggiori certezze a centrocampo, con giocatori che sappiano interpretare il loro ruolo e senza troppi cambi, perché poi quando è aumentato il ritmo, come in quest'ultima fase, abbiamo visto che ha sofferto parecchio Viola è un giocatore che con il calcio compassato diventa un fuoriclasse, ma se il ritmo sale a un passo che non gli permette di stare là in mezzo al campo e rischia veramente di essere soffocato da quella che è la velocità di esecuzione che le due squadre raggiungono, e secondo me è preferibile già pensare al cambio come era capitato la volta scorsa, e tra questi cambi ci vedrei veramente l'inserimento anche di De Iola davanti alla difesa per poter liberare Macumbu in una zona interna e poter sviluppare il gioco con uno che copra la difesa senza dover sacrificare giocatori che sanno creare. Claudio, sei d'accordo con questa analisi o avresti visto qualche altra opzione magari come plausibile? No, sono d'accordissimo. Macumbu una volta, 2 volte si è spinto più in avanti e ha creato il panico nel centrocampo e nella linea di avversari. Assolutamente un giocatore con un estro importante che può dare anche delle soluzioni diverse al Cagliari, l'abbiamo visto anche in fase offensiva nella partita con il Cittadella. Invece qual è il reparto, il giocatore singolo che ti è piaciuto un po' meno, Vitto?
Ma devo dire che mi sono piaciuti un po' tutti. Secondo me il Cagliari è un po' preoccupato di Carboni a sinistra, tant'è vero che ha sviluppato così tutte le azioni sulla destra anche quando poteva spostare il gioco a sinistra, e ha pagato questa cosa, questa mancanza di fiducia, a mio giudizio particolarmente Mancuso, che era quella a sinistra che doveva creare il binario con l'esterno, che non essendo un esterno che viene sulla quale la fiducia è certa, ecco che viene escluso, è stato escluso anche lo stesso Mancuso dal gioco. Io credo che nel secondo tempo, o con l'inserimento di Barreca, che secondo me è giusto che arrivi a questo, il Cagliari potrà sviluppare meglio il suo gioco. Quindi Barreca è uno degli inserimenti, qualcosa a centrocampo, e poi ci saranno le mosse in attacco. Le mosse in attacco che possono prendere diverse soluzioni. Oltre a Pavoletti, secondo me oggi potrebbe essere anche il giorno di rivedere Gaston Pereiro magari nella posizione di attaccante di punta, dove abbiamo calcato un po' la mano nelle ultime settimane, ricordando a tutti che in quella posizione lui le cose migliori le ha fatte sia con la nazionale sia l'anno scorso col Cagliari, nell'unica volta in cui ha giocato. Sarà interessante vedere se avrà spazio Gaston Pereiro durante il corso del match, anche per dare varietà alle opzioni offensive, per non far ricadere troppa responsabilità sul Luvumbo, Vito. Sì, proprio per questo, ma Luvumbo io lo direi comunque, certo, sono certo. 5, non l'ho citato, ma Luvumbo al momento opportuno è la bomba che inneschi, cioè quando tu hai una squadra stanca mettici Luvumbo ed esplode la difesa, quindi è assolutamente un giocatore da inserire. Non ci sono molti ammoniti, è uno di quei calciatori che peraltro contribuisce a innervosire gli avversari, e se per caso sei gravato di falli anche a far rischiare la squadra avversaria di poter beccare il secondo giallo, un po' quello che rischiamo noi quando abbiamo a che fare con i giovani un po' più ingenui, che l'abbiamo pagato in due circostanze, una volta con Di Pardo e un'altra volta con Obert, però Luvumbo è effettivamente quello che può spaccare la partita, e Liverani lo sta utilizzando a mio giudizio anche nel modo giusto. Quindi Luvumbo sicuramente ormai è l'arma segreta, che Claudio sicuramente sarà d'accordo con l'analisi di Vito, con qualche innesto diverso anche per far ruotare questa lunga rosa che ha bisogno di interpreti sempre diversi, ma a dare soluzioni più infinite possibili a Liverani. Giusto per me? No, giusto Claudio, si è addormentato Claudio. No, volevo fare una domanda volevo fare una domanda a Vittorio. Vito, Eccomi. cosa ne pensi della linea difensiva del Cagliari, sia della fase difensiva che della linea difensiva di oggi? Guarda, devo dirti che come linea non ha operato tanto, anche perché non è mai dovuto, è stata coperta parecchio, perché il Cagliari ha giocato molto corto ed è riuscito sempre a coprire col centrocampo foltissimo, stando vicino alla difesa, quindi non ha concesso alla difesa di potersi esprimere da sola nel momento in cui veniva attaccata. Quindi come linea non mi sento di valutarla né positivamente né negativamente. Individualmente c'è stata la marcatura di Altare su Khedira, che è stata veramente stratosferica. È stato bravissimo nell'1 contro 1, nella marcatura che un tempo si diceva uomo, perché effettivamente ogni volta che si è ritrovato ad affrontare Khedira gli ha tolto il pallone. Quindi grande applauso ad Altare, che sta è bene anche crescendo. Goldaniga comunque, sempre nell'1 contro 1. La difesa, secondo me, il Bari non ha saputo mai dare profondità tale da poter, e soprattutto non ha mai trovato il Cagliari scoperto tanto da poter valutare gli automatismi di difesa. Goldaniga, che è un po' un operaio non celebrato, perché comunque lui il suo durante ogni partita difficilmente le abbiamo dovuto rimproverare qualcosa di grave o di imperdonabile. Infatti gli si chiede qualcosa in più, magari gli si chiede quella leadership difensiva che piano piano io sto vedendo che sta arrivando, perché se il Bari non si è reso pericoloso è proprio per questa tattica che sta adottando il Cagliari, quindi con reparti stretti, subito sull'uomo. Se c'è un accenno di ripartenza, il fallo, quindi stanno interpretando molto bene questa fase difensiva. Fase difensiva Sì, che... Goldaniga probabilmente è la mente pensante di questa difesa, perché ripeto, Altare è molto bravo, atleticamente forte, si sa, però è quello meno pensante. Goldaniga mi pare che tatticamente abbia qualcosa in più e sia quello che in qualche modo comandi la difesa.
quindi Goldaniga a dirigere le operazioni di una difesa che dimostra giornata dopo giornata la sua crescita, il suo anche feeling tra i vari interpreti che comunque si stanno anche non fossilizzando, usiamo un termine più positivo, diciamo che stanno unendo, stanno compattando, facendo sì di creare un muro invalicabile per il portiere Radunovic. Intanto noi siamo vicini a dover dare spazio ai nostri sponsor, ma la parità sta anche riniziando, giusto Vitto? No, ce n'è ancora, quindi dai pure la pubblicità, sì. Noi aspettare ancora. Adesso mandiamo la pubblicità e poi forse ci incontriamo col Vitto, dovremmo farcela a risentirci. A tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale. Il tepore del sole. Il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci di nuovo insieme. È sempre primo tempo di Cagliari-Bari con la partita che non è ancora riniziata. Abbiamo sempre in collegamento con noi Vittorio Sanna direttamente dallo stadio. In studio c'è Claudio Pani che con le sue annotazioni ci sta facendo scoprire meglio anche magari quegli aspetti che non sono trattati così tanto nella norma, soprattutto dal punto di vista dei calciatori che sicuramente saranno stanchi dopo questo primo tempo intenso e giocato a un'ora proibitiva, e speriamo che nel secondo tempo possano comunque mettere in pratica gli insegnamenti di Liverani che per ora stanno portando un ottimo risultato. Giusto Claudio? Assolutamente Andrea, perché ti dico, ero un po' scettico all'inizio del campionato sui tanti acquisti, i tanti nomi seppur di valore. Metterli in campo e farli fare la loro parte bene non era facile, quindi un grande riconoscimento a Liverani che in questo ci sta riuscendo benissimo. Vittorio, invece a te chiedo una domanda specifica: cosa ne pensi della crescita di Zappa, che secondo me settimanalmente sta dimostrando sempre qualcosa in più? Ma diciamo che è la categoria giusta perché lui migliori quello che si fa a fare. Ricordiamo che Zappa arriva dal Pescara dove aveva giocato bene, ma aveva giocato bene soprattutto in fase offensiva. La fase difensiva la sta apprendendo a Cagliari, e apprendere in Serie A significa prendere anche botte, apprendere in Serie B significa anche avere il tempo e il modo per poter sviluppare al meglio quelle che sono le capacità difensive. La cosa curiosa, o meglio una cosa acquisita, che dovrebbero valutare un po' tutte le squadre, è che quando tu vai a prendere un
esterno dai settori giovanili delle squadre che vincono, stai prendendo degli attaccanti, perché nell'economia delle loro partite giocano l'80% della gara in attacco, ne giocano il 20% in difesa. I difensori esterni, che sono difensori puri, sono quelli che crescono nelle squadre che difendono per l'80% del tempo nei settori giovanili e non viceversa. Noi abbiamo preso più volte giocatori esterni che arrivavano dall'Inter, e lì abbiamo trovato sempre dei giocatori che hanno difficoltà a interpretare la fase difensiva, mentre sono molto più bravi nella fase offensiva. Può essere un caso simile anche Carbone, abbiamo parlato prima della sua ottima spinta offensiva, del suo piede educato, però in fase difensiva ancora gli manca qualcosa, Claudio. In realtà i settori giovanili sono fatti apposta, no? Per far imparare il più possibile al giocatore, quindi il giocatore quando arriva tra i professionisti, quindi quando arriva pronto, deve sapere in quel ruolo chiaramente sia attaccare ma difendere, cioè al terzino gli si è richiesto prima che sappia difendere e poi se sa attaccare ancora meglio in un calcio moderno che vede soprattutto quelle zone di campo grandi interpreti che però sanno fare tutte e due le fasi. Vitto, un po' un discorso. Manca l'esperienza però, Claudio, cioè nel senso che tu puoi anche insegnarlo a livello teorico, ma quando poi giochi con l'Inter negli allievi nella primavera, giochi in una squadra che sotto pressione dal punto di vista difensivo non viene messa costantemente, quindi quell'esperienza poi sul campo ti manca, tant'è vero che poi quando fanno i campionati internazionali purtroppo le prendiamo anche, non riusciamo a vincere. Può essere il secondo tempo quasi, perfetto. Manca pochissimo. Manca pochissimo. Perfetto, allora salutiamo Vitto, lo risentiremo tra pochissimo per darci la cronaca diretta della partita. Noi continuiamo la nostra trasmissione, continuiamo a parlare del Cagliari, continuiamo a parlare di questa partita che si sta rivelando parecchio interessante, diciamo che è davvero piacevole anche da seguire per quanto riguarda noi. Certo, c'è sempre un po' quell'ansietta perché sta giocando il Cagliari, cioè non è che stiamo guardando una partita qualsiasi, non è una partita di quelle che guardi per il bello di guardarla, giusto? Chiaramente da tifosi le vivi in maniera differente, infatti cerchiamo di essere il più obiettivi possibile, no? Sì, assolutamente, cioè, non sapete come siamo senza la radio a farci sentire. Intanto prima che inizi la partita, prima di tornare a immergerci nel mondo di Cagliari Bari, salutiamo Riccardo da Bologna che ci ringrazia per la trasmissione e fa i complimenti a Vittorio per la sua professionalità. Ciao Riccardo, e vi ricordo sempre che se volete scriverci i vostri messaggi per commentare con noi la partita, farci un saluto o ciò che volete, 340 5186 036. Non chiedete soldi che non ce n'è, giusto Claudio? No, non è il caso, basta solo una domanda. Purtroppo va così. Palla al centro del campo, pronti a riniziare, pronte anche le altre partite a incominciare. Alcune sono già iniziate, c'è già un risultato che è cambiato, Claudio, perché il Como si riporta in vantaggio contro la Spal, risultato di 2-1 con il gol che è arrivato qualche istante fa. Tra poco riusciremo anche a darvi il nome del marcatore, doppietta di Patrick Cutrone su assist di Cesc Fabregas. Non conosco. Non conosci? Sì, mi volevo leggerla a voce alta per far sì che fosse reale che non stessi dicendo gastronerie di mia spontanea volontà. Intanto è arrivato anche il terzo gol del Manchester City che si appresta alla sua ennesima vittoria stagionale 3-0 contro il Wolverhampton, quando il minuto sul cronometro è il 79esimo. Le reti di questa giornata sono state realizzate al primo da Grealish, 16esimo da Erling Haaland e al 69esimo ha messo la sua firma sul match anche Philip Foden. E quindi Manchester City 3-0, riniziata la partita di Cagliari con sempre la squadra rossoblu in possesso del pallone a fare la partita. Vediamo davvero che si sblocchi in fretta questo risultato e vi ricordiamo che è iniziata un'altra gara di cui daremo i risultati in contemporanea, che è quella di Bologna tra
squadra Bologna-Empoli valevole per appunto la Serie A, e niente, seguiremo anche questa partita insieme a voi e vi aggiorneremo. Intanto le trame di gioco non sono cambiate. Il Cagliari che è ripartito bene, molto bene all'attacco, il Bari che come al solito 11 dietro la linea della palla, che tentano di recuperare per poi ripartire. Questa è un po' la trama che adotterà oggi il Bari, cosa che non ha fatto nelle altre 5 partite precedenti. Un Bari snaturato per venire a Cagliari, che a cui è stata un po' tolta la sua identità di bella squadra, gioco in profondità e anche soprattutto estro dei centrocampisti. Quasi ci si sono hanno abbassato le orecchie, hanno detto andiamo lì a fare una parità diversa, senza poi sfruttare quelle che effettivamente probabilmente sono le loro migliori caratteristiche. Sì, vediamo anche che giocano, proprio hai parlato del centrocampo del Bari, stanno cercando di addormentare subito la partita, giocando quasi sempre in orizzontale, ricercando poco la loro tre quarti e i loro due attaccanti, che sono un po' il loro punto di forza. Quindi bravi il Cagliari a non dargli nessun tipo di spazio, e come tempi a pressarli subito, e anche in più giocatori, perché nel primo tempo abbiamo visto qualche raddoppio del Cagliari, se non 3 giocatori sull'unico uomo del Bari. Quindi un Cagliari anche a livello atletico molto interessante. Un Cagliari che in pochi istanti fa ha dovuto chiamare in casa l'uscita Radunovic per un pallone un po' così che stava venendo accompagnato fuori dalla difesa, e con Antenucci in agguato diciamo che ha fatto bene Radunovic a uscire a rispedire la palla il più lontano possibile dai legni difesi appunto dall'estremo difensore giovanissimo, che quest'anno è alla sua prima stagione da titolare con la maglia rossoblu. Intanto non succede niente perché c'è sempre il centrocampista di cui parliamo, che non mi ricordo mai il nome, Foloruso, è sempre lui che è a terra per un colpo al volto subito da Viola. Non c'è cattiveria. Lo chiamiamo colpo? Colpo lo chiamiamo, è proprio lui a centrocampo. Tra l'altro anche già ammonito lui, quindi vediamo anche di calmare le risse. Sta cercando di far ammonire gli altri in tutti i modi. Se ha il sangue, non ha il sangue perché l'ha sfiorato, Viola l'ha sfiorato mentre saltava, e lui continua a cercare questo sangue che non c'è. E dopo si sono presi anche una punizione in una zona di campo che non è malaccio, che però non sfruttano come una punizione offensiva, ma preferiscono far possesso, quindi addirittura indietro. Quindi un Bari attendista che aspetta il momento per colpire. Noi dobbiamo stare attenti e non concedere nessuna possibilità. Noi andiamo direttamente da Vittorio Sanna, che adesso ci racconta la partita in presa diretta. 5 minuti con parte Viola, palla al piede, limite dell'area, tocco per la Padula che non si libera, fa giù ma non c'è fallo come indica l'arbitro. Ha cambiato direzione, ha buttato via la palla, non l'ha controllata, ha cercato di cambiare direzione ma lì non gli hanno dato la possibilità di passare, si è buttato lui addosso all'avversario che non si è reso conto che il pallone era irraggiungibile, doveva controllarlo col sinistro, non l'ha saputo fare la palla, quindi è stata persa. Pressing alto la parte del Cagliari con in questo caso Nandez che obbliga il passaggio all'indietro verso il portiere, attaccato alla Padula e costretto in pressione ad allontanare, va giù Antenucci, non c'è fallo, Cagliari che recupera, può impostare, palla per Macumbu che dà all'indietro, il pallone per altare per Goldariga. Sono abbastanza piazzati male i giocatori del Cagliari, con Carboni che è totalmente fuori dalle logiche. Mancosu ora per Carboni che può andare a crossare, palla all'interno, palla che è catturata dal portiere sul tentativo di Lapadula di andare sulla palla, in bocca al portiere, il cross comunque insidioso di Carboni che ci mette tanta forza nel cross, ma anche stavolta è troppo profondo, non gira la palla. Pronuncio, eccolo che si è ripreso, anzi si tratta di Khedira, pallone all'indietro per Maita che può rilanciare centralmente, eccolo Pronuncio è questo, con il duello con Nandez, cioè il fallo da parte di Nandez, il calcio di punizione è per il Bari. 6 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo, probabilmente si prospettano già i cambi. Andiamo a vedere chi si sta scaldando, chiaramente Luvungo, insieme a lui Pavoletti, il terzo mi pare sia, non lo identifico benissimo da qua,
dovrebbe essere un giocatore che ha un 8 nel... No, vabbè, lo vediamo. Poi pallone ancora in avanti con palla che viene recuperata da Radunovic, viene portato avanti ancora il pallone per il Cagliari, 7 minuti trascorsi, il pallone ancora portato avanti da Nandez, va verso la linea centrale, si ferma, tocca corto per Makumbu per alzare, c'è poco movimento senza palla e probabilmente questo è già un segno del fatto che c'è bisogno di cambiare, perché quando il giocatore non si mette nella condizione di ricevere chiaramente complica il discorso anche ai compagni di squadra. 7:20, Carboni che riceve da in diagonale per la Padula, lo stop, il tocco per Viola di prima, cercare il Rog, palla ribattuta, Cololuscio ruba palla dall'indietro, intervento irregolare ancora su Cololuscio e quindi possibilità di calcio di punizione per il Bari. 7 minuti e 36 ed Eiola, l'altro giocatore, sta scaldando, quindi i cambi corrispondono a quello che abbiamo detto in altre occasioni, cioè il fatto che comunque sia alla fine il tentativo sarà quello di dare maggiore sostegno al centrocampo. Nel frattempo Cololuscio valuta male un pallone, Makumbu per Nandez, vediamo se parte l'azione del Cagliari. Mancoso non riesce a prolungare, c'è bisogno di cambiare perché il Cagliari non sta riuscendo in questo momento a sviluppare gioco. Fallo di Mancoso, calcio di punizione per il Bari quando siamo al 9° minuto appena iniziato, linea che va allo studio. Riuscire a controllare questa partita appunto a trovare il gol del vantaggio, che vorrebbe dire molto per questa squadra, vorrebbe dire sbloccare un match che è ostico, perché si sbaglia sempre l'ultimo passaggio, non riusciamo mai a arrivare per quel non niente, manca il tocco finale, manca che entri la palla. Sì, hai detto bene, e loro chiudono bene le linee, quindi gli spazi fra i giocatori sono ben definiti. Non è facile mettere questa palla in profondità per la Padula. Dovremmo riuscire ad arrivare più costantemente nella tre quarti e provare anche il tiro da fuori, perché loro fanno molta densità nella parte centrale, sia di centrocampo che nel limite dell'area, quindi non sarà facile. Prima abbiamo visto una bellissima palla messa da Carboni, dove la Padula poteva tagliare sul primo forse un secondino prima. Diciamo che era una situazione difficile, perché c'era anche il fuorigioco da evitare sul cross di Carboni, che poi è arrivato di prima. La Padula era un po' in ritardo, ma diciamo che non gliene facciamo una gran colpa di questo errore. No, assolutamente. Così. Quello che ci tenevo a evidenziare io è che dobbiamo provarci in tutti i modi, anche con le palle belle tagliate laterali, che ci aspettiamo da Carboni, dall'argentino Carboni. Dall'argentino Carboni, come abbiamo ricordato in precedenza, e dal suo sinistro educato, che però ancora non ha espresso quello che io ho visto l'anno scorso nel campionato primavera, soprattutto perché in quella categoria lui era davvero un top di gamma, mettiamola così, mentre adesso lo vediamo un po' faticare, soprattutto sulla fase difensiva, e speriamo che possa migliorare con il tempo, così come stanno migliorando gli altri giovani. Basti pensare all'Altare, che ce lo dimentichiamo, ma comunque prima dell'anno scorso in A, nella seconda parte giocata col Cagliari, aveva avuto esperienze solo nella Serie C. Sì, anche Obert sta ora, al di là dell'espulsione di sabato scorso, partita dopo partita sta facendo sempre meglio. Sì, Obert migliora a vista d'occhio, migliora davvero a vista d'occhio. Lui che tra l'altro nasce come centrale, sta venendo adattato al ruolo di terzino sinistro. Sicuramente non è un sinistro di spinta e di gamba come lo può essere un Carboni o un Barreca, ma ha le sue qualità che poi lo fanno molto spesso preferire, soprattutto per allenatori che preferiscono un equilibrio più che una spinta. Sì, come ad esempio questo Gilbari, che ha i terzini completamente bloccati, alla linea 4 difensiva completamente bloccata, i centrocampisti che non si inseriscono, e quindi sono giocatori che vanno bene per questi tipi di squadre.
Esatto, intanto è cambiato un altro risultato in Serie B perché il Cittadella è ancora più giù nella trasferta contro la Reggina, 2-0 della Reggina, che quindi si impone ancora di più in questa sfida granata. Regina che si è trovato il vantaggio nel corso del primo tempo con il gol di Gagliolo e ha raddoppiato al 58esimo col 2-0 firmato da Fabian che ha avuto qualche esperienza anche in Serie A, se non sbaglio. È un nome che mi ricordo. Tu ti ricordi Fabian O'Neill, è un altro tipo di... Non è Fabian O'Neill, Claudio intende sempre fischi per fiaschi, non ce la facciamo a intenderci. Intanto un Cagliari propositivo, aspettiamo questi cambi, li vogliamo questi cambi, vogliamo vedere qualcosa di diverso perché ci manca un po' quella freschezza. Diciamo che essendo che nel primo tempo l'abbiamo fatto così tanto di muovere la palla e cercare soluzioni, forse anche noi iniziamo a spazientirci, ci vuole qualcuno con la mente fredda, con la mente nuova, che non ha precedenti di partita, per riuscire magari a sfruttare degli spazi che adesso non vediamo. Sì, anche qualcuno che salta all'uomo, perché abbiamo visto, questa è un po' una costante nostra, abbiamo visto pochi duelli 1 contro 1 vinti, lo vediamo spesso quando entra Luvumbo, quindi forse così potresti riuscire a guadagnare spazio e tempo con l'1 contro 1. Lo spazio e il tempo invece se li sono guadagnati i nostri sponsor, perché ci stanno supportando e noi lasciamo e torniamo insieme tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci nuovamente in studio, sempre 0-0 il risultato, anche se negli ultimi istanti il Cagliari ha rischiato, Claudio. Ha rischiato tanto, su una palla persa da Macumbu nella tre quarti avversaria, il Bari è ripartito. C'era un 3 contro 2, cioè 3 loro, 2 noi, c'è stato un grandissimo intervento in scivolata di Altare, se non sbaglio. Sì, Altare.
palla ribattuta e il tiro di Khedira è andato alto, però un grande rischio. Sì, un grande rischio con un Bari che ha attaccato velocemente Makumbu, che ha perso forse il suo primo pallone della partita perché non ha avuto la visione periferica per inquadrare l'avversario che stava entrando in scivolata. È un brutto pallone perso con poi le praterie per gli attaccanti del Bari, che per fortuna non sono riusciti a inquadrare la porta né a fare troppo male. Un tiro da fuori che un mio amico avrebbe definito una babbuccia. Solitamente lo chiama così, quando tiri male hai fatto una babbuccia. Arriva il cambio che ci prospettavamo per la fascia sinistra, per utilizzare al meglio anche quella corsia fuori Carboni e dentro Barreca, e c'è lo spazio già da subito per Zito Lovumbo, l'eroe dello scorso match vinto contro il Benevento. Prende il posto del capitano di oggi, Marco Rog, con quindi il Cagliari che si disporrà in modo diverso, probabilmente farà arretrare Mancosu o Nandez per lasciare possibilità a Lovumbo di spaziare sul fronte d'attacco. Penso che a questo punto arretri Nandez nella linea mediana e Lovumbo si va a posizionare alto a destra. È proprio così, quindi vedremo come sarà l'impatto di Barreca, che al riesordio con il Cagliari quando è stato acquistato quest'estate, e soprattutto di Zito Lovumbo, che ormai è l'uomo più atteso, il giocatore che sta facendo sognare i tifosi, e speriamo lo faccia anche oggi, e lo andiamo a scoprire insieme con i 3 minuti di Vittorio Ossanna. 18° minuto che è andato via, inizia il 19° con Nandez nella sua nuova posizione al centrocampo, che viene toccato e quindi fallo poco fuori dal cerchio di centrocampo, con Nandez che batte, tocca per Makumbu. Dobbiamo dire che Barreca ha subito preso la posizione a sinistra e adesso cerca di attaccare, palla per Viola non ne ha più, da un po' che sta vagando in mezzo al campo senza riuscire a trovare né il pallone né la posizione. Ancora il pallone per Barreca che guarda verso Viola, il tocco di Mancosu, Viola che prolunga l'inserimento di Barreca, che si allunga il pallone che viene ribattuto da Goldaniga. Mancosu a cercare Viola che non aggancia, ancora il pallone che si impenna, altro colpo di testa, Nandez esterno dell'area, cerca di allargare, c'è una deviazione, la rimessa con le mani sarà per il Cagliari quando siamo al 19°, sta andando via al minuto numero 19 con la rimessa con le mani di Barreca che va a cercare Mancosu che tenta il cross, conquista, no, non conquista il calcio d'angolo, sembrava avesse fatto battere il pallone sull'avversario, pallone che esce, la rimessa dal fondo per il Bari. 19 minuti e 10 secondi, è stato costretto ad accelerare il cambio di Barreca, il tecnico Liverani, perché Carboni era ammonito, insomma ne abbiamo perso troppi esterni per fare ingenuo, e quindi ecco la ragione del cambio. De Iola però è rimasto a scaldarsi, con lui Pavoletti in questo momento, e c'è anche un altro giocatore insieme a lui. Nel frattempo pallone giocato dal Cagliari, forse si tratta o di potrebbe trattarsi di Falco, l'altro giocatore che sta scaldando. Nel frattempo pallone giocato a destra dal Cagliari con il controllo di Zappa, 20° minuto, palla ancora all'indietro con Altare, protagonista con Goldaniga, scusate, che in diagonale cerca Mancosu che non riesce a servire su Nandez, o meglio lo fa ma Nandez non aggancia. La rimessa con le mani per il Bari, 21° minuto che è iniziato, rimessa nel suo di sinistra. È da un po' che il Cagliari non riesce più a giocare come aveva fatto bene nel primo tempo, e per questo le mosse di Liverani, secondo me ne manca almeno una per tentare di rimettere un po' in ordine il centrocampo. La palla giocata ancora verso Mancosu Fernandez, all'indietro per Makumbu a sinistra per l'avanzare di Barreca si ferma, Viola al suo fianco, la palla in diagonale per Mancosu ancora per Makumbu, va a cercare centralmente Nandez che dà ancora a Makumbu all'indietro all'indirizzo di Altare, poi Mancosu prolunga per Barreca, ancora Makumbu, ancora Mancosu, poi Altare attaccato da Khedira, retropassaggio di Altare per il portiere Radunovic che gestisce il posto palla, lo porta il pallone all'esterno, tocca per Goldaniga a destra per Zappa, il lancio lungo centrale, scatta Lovumbo, la palla è sul lungolinea ma la palla anche laterale, Lovumbo riesce a tenerla in gioco, va a cercarla e subisce
il fallo e quindi calcio di punizione per il Cagliari con palla poi allontanata da Maiello. È stato veramente rimbalzante, potrei dire, perché praticamente il pallone è arrivato e lui è riuscito, come fosse una pallina di gomma, una palla magica, ad arrivare prima dell'avversario sul pallone. Attenzione a questo calcio di punizione che verrà proposto al Cagliari, ma che noi non possiamo seguire in linea alla regia, sono scaduti i 3 minuti. E quindi lo seguiremo noi per te, Vito, questo calcio di punizione. Bravissimo Lovumbo a avere gli occhi fissi sulla sfera e a trovarla e a guadagnarsi questo fallo, che poi è proprio quello di cui parlavamo prima, tra le specialità di Lovumbo. Sì, mi metto nei panni del difensore un attimo, cioè tu non capisci da dove arriva, perché ti passa a destra, a sinistra, dietro, davanti, non capisci, è talmente veloce, talmente potente che a volte diventa quasi imprendibile. E quindi speriamo che lo sia per la retroguardia del Bari e speriamo continui a creare questi grattacapi importanti che possono portare a il gol del Cagliari, appunto, con Zito Lovumbo che ha già iniziato a spaccare la partita. Dovrebbe essere lui l'arma più segreta per ora testata, più potente che abbiamo, soprattutto come sostituto. Sì, è lui assolutamente. Come diceva però Vittorio in radiocronaca, un po' la posizione di Makumbu è un po' sprecata lì. Limitante. È un po' limitante, perché è vero che sta facendo tutto alla perfezione lui, messo lì davanti fa tutto nel modo giusto, però ci potremmo aspettare qualcosa di più che faccia la differenza sulla tre quarti, dove è più importante, perché il Bari in quella posizione raramente sta verticalizzando verso il loro trequartista, quindi noi abbiamo un giocatore in panchina fondamentale per l'equilibrio che è De Iola, e questo ti consente di spostare più avanti Makumbu. Sì, assolutamente, anche perché poi, come riallacciandoci al discorso che facevamo prima sull'uomo, ok, che adesso è entrato Lovumbo, ma precedentemente lui era l'unico con le caratteristiche adatte per poi crearti quella superiorità, quindi in tre quarti sarebbe potuto tornare utilissimo nelle prime fasi in cui la partita era un po' più imballata. Sì, perché un altro dato, anche Rogue, che ha iniziato la sua partita da interno, tentava quasi sempre di uscire dalla zona con più densità per venire a prendere palla, quindi si abbassava quasi nella stessa linea di Makumbu, perché non è facile trovare spazio contro questa squadra, quindi spostando un giocatore con le caratteristiche di Makumbu più avanti, che è più bravo magari nell'uno contro uno, può creare confusione al reparto difensivo del Bari. E quindi un Bari in difficoltà in questa trasferta che invece non sembra difficile per il Parma, che ha segnato la terza rete contro l'Ascoli, risultato che quindi si instaura, si arriva al 3-0. Ricordiamo le reti per gli emiliani: all'8° il vantaggio di Tutino, al 18° il raddoppio di Roberto Inglese e al 66° un altro dei suoi uomini più rappresentativi dei gialloblu, ovvero Mann, ha messo la firma sul 3-0, che per ora è il risultato che stanno avanti tra Ascoli e Parma. Invece 0-0 ancora per il Cagliari, punizione in questo caso per il Bari, siamo lontani per un tiro, ma ci può essere un cross. Pericolosissimo il Bari, alla seconda azione che costruisce praticamente in 70 minuti, lancio da calcio di punizione e sul secondo palo in fuorigioco netto, è andato a colpire di testa il numero 6 pugliese Di Cesare, mettendo a lato per fortuna, ma comunque ci sarebbe stato il VAR a proteggerci in caso di realizzazione, perché la posizione era irregolare. Anche qui si è comportata benissimo la linea difensiva del Cagliari, sono scappati tutti col tempo giusto, hanno tenuto la linea e hanno messo in fuorigioco il giocatore del Bari, Di Cesare. Sì, qua siamo ancora 0-0, ma è scoppiettante invece la sfida tra Como e Spal, che dopo il pareggio della Spal per 2-2 nel corso del secondo tempo con Moncini è tornata in svantaggio, perché il Como ha segnato un altro gol. Stavolta è stato Iannò a trovare la realizzazione del
al 3-2 parziale, mentre pareggia anche il Cosenza in casa del Sud Tirol. Dopo il vantaggio di Rover nel primo tempo per il Sud Tirol, il pareggio del Cosenza è arrivato al 77esimo. Purtroppo non abbiamo ancora il marcatore, eccolo qua, è Kornvig, quindi 1-1 tra Sud Tirol e Cosenza. Cagliari che continua a giostrare questo pallone senza avere particolari spunti in fase offensiva, si cerca lo spazio, si cerca il momento propizio, ma bisogna stare attenti anche alle ripartenze del Bari. Assolutamente, loro sono bravissimi nelle ripartenze. Il Cagliari che vedo rispetto al primo tempo un po' più frenetico nella ricerca della giocata. Questo sicuramente non aiuta, ma questo è inevitabile col passare del tempo, perché non sei più molto tranquillo, vedi che hai la partita in mano, vedi che però il tempo passa e non riesci a creare quelle situazioni da gol. Poche occasioni da gol oggi rispetto alle altre partite. Eh sì, assolutamente. Se andiamo poi a analizzare soprattutto la penultima col Modena, che comunque è stata forse quella con più occasioni in assoluto, 11 tiri in porta se non sbaglio, cioè comunque una partita ricca di emozioni che è terminata solo 1-0 tra l'altro, ma anche col Benevento abbiamo avuto qualche occasione in più. Oggi c'è stata quella di Viola e la Padula e poche altre in realtà davvero pericolose. Poco perché il Bari si difende, è venuta qua a difendersi, quindi grande merito alla tattica che per adesso sta funzionando. Comunque siamo al 70esimo, sta funzionando per il Bari. È un Cagliari che non si deve assolutamente scoraggiare perché ha la partita in mano, siamo 0-0 e manca veramente tanto, e non si deve soprattutto innervosire, perché è caratteristica solita della squadra rossoblù innervosirsi soprattutto in queste partite in cui domina per larga parte, se non per tutto, il corso del match, ma non trova quello spritz, non trova quel guizzo, quell'azione giusta, quel tocco anche sporco che ti faccia passare in vantaggio e ti faccia mettere davvero il cuore in pace. Intanto pensiamo sia pronta un'altra sostituzione, perché c'è la Padula a bordo campo che si confronta con Pavoletti, e probabilmente il ragazzo numero 30 è pronto a rilevare la Pagol per questo finale di gara. Sì, vediamo intanto che il Cagliari non cambia modo, perché ha fatto un cambio la Padula per Pavoletti, ma quel guizzo che ci aspettiamo io e Vittorio, e non so tu, quello di spostare Macumbu un po' più avanti, non c'è stato. Però è entrato anche De Iola, se non sbaglio. Sì? Mi pare di aver visto l'ingresso in campo di De Iola. Adesso numero 14. Lo controlliamo subito attraverso i nostri mezzi, vediamo un po' se effettivamente è entrato anche il ragazzo originario di San Gavino. Intanto ci sono cambi anche per quanto riguarda il Bari, questa è una vecchia conoscenza del Cagliari, perché entra in campo Damir Setter, uno degli ex della partita, l'altro è sulla sponda Cagliari ed è proprio Elio Capradossi, che però non ha ancora fatto il suo esordio. È entrato anche De Iola, aveva ragione Claudio, è entrato anche De Iola ed è uscito Nandez, quindi un Macumbu più libero dovrebbe essere lasciato appunto a esibirsi in qualche azione un po' più offensiva, mentre noi lasciamo invece spazio ai nostri sponsor per andarci a vivere gli ultimi minuti di Cagliari Bari insieme. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali.
Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale. Il tepore del sole. Il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune. Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi. Vini fatti con arte. Dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci ancora insieme. Purtroppo le notizie che arrivano da Cagliari non sono felici, perché il Bari ha incredibilmente trovato il vantaggio. Lo dicevamo che il Cagliari stava nervosendo per le troppo dominio non sfruttato, e appunto la squadra pugliese invece ha trovato il gol dell'1-0, se non sbaglio con Gheddafi, giusto? Khedira, sì, Gheddafi, ma cosa stai dicendo? Sì, con Khedira che è scattato bene sul filo del fuorigioco. Vedremo se naturalmente ci sarà controllo al VAR. Qua Radunovic che fa? Qua Radunovic non mette le mani, la palla entra per un tocco neanche irresistibile, sicuramente era avvicinato, ma qua Radunovic doveva coprire molto di più lo specchio della porta in uscita, perché così si lascia troppo spazio. Ma noi andiamo da Vittorio Sanne e ce lo facciamo raccontare direttamente da lui. E purtroppo devo dire a Claudio che la linea di cui abbiamo tanto parlato è appena stata sottoposta a verifica sul piano del meccanismo. Ecco che il gol è arrivato. Khedira ha messo a segno il gol del vantaggio. Cagliari che deve tentare di reagire, porta avanti il pallone con Viola. Avrei diversi appunti da fare ai cambi di Liverani, soprattutto perché non ha liberato Macumbu, ha insistito su Viola in quella posizione, ha inserito De Iola interno quando potevi metterlo davanti alla difesa. A mio giudizio ha fatto qualcosa di diverso dal solito, e questa cosa non ha pagato. Parte il cross di Mancosu, la palla all'interno dell'area con il pallone allontanato dalla retroguardia barese, va sulla palla, in questo caso Zappa, tocca all'indietro per Goldaniga che può appoggiare ancora a destra per Zappa che può portare avanti il pallone, cerca Macumbu che poi allarga verso sinistra per Barreca, dove c'è Barreca, c'è anche Viola, fermo ad aspettare, non può dargli il pallone da fermo, insiste Liverani a tenere in campo Viola in una posizione che, permettetemi, non è la sua. Io capisco che possa essere una chiave tattica particolare, quando fresco può scambiare il ruolo a Macumbu, ma non può fare l'interno a sinistra, e soprattutto in una situazione di questo tipo. Mancoso all'indietro, il pallone che viene giocato verso destra, pallone che viene portato avanti da Zappa ancora per De Iola che alza la testa, appoggia ancora verso destra per Zappa, il tocco per Mancoso da quell'altra parte, ancora Zappa, non si trova un varco, si torna indietro, deve cercare Goldaniga che dà ancora a destra per Zappa, il controllo di Zappa, la palla
in profondità per Luvumbo, il tacco per Pavoletti all'indietro per De Iola che può allargare sulla sinistra per Barreca che viene, può andare al cross, lo effettua, palla deviata in calcio d'angolo, ci vuole Pavoletti, è da tempo che lo aspettiamo, secondo me è il momento in cui Pavoletti possa andare a riprendersi il Cagliari, è sotto la curva, l'angolo lo batte Viola, la ricorsa da parte di Viola, il pallone verrà messo all'interno, parte il cross, saltano in tanti, il colpo di testa è di Altare, il pallone lontano dai pali della porta difesa da Caprile. 35 minuti 41 secondi, Caprile chiaramente non riprenderà il gioco prima del 36esimo ed è per questo che cedo direttamente la linea, così ci risparmiamo qualche secondo e lo utilizziamo magari nel tempo di recupero. E qui ci risentiremo insieme a Vittorio nell'ultima parte di questo match che si è messo in salitissima per il Cagliari, che ha subito il gol dell'1-0 dopo una partita a dominare. Una partita dominata da tutti i punti di vista, c'è da dire che ci ha fatto vedere che dire ha un grandissimo gol, perché la palla che gli ha messo il centrocampista era una palla forte sul petto, cioè è riuscito a mettere bene giù questa palla e anticipare Radunovic nella conclusione in rete, quindi ci ha dato dimostrazione del giocatore, dello stato di forma in cui è, che dire adesso. Se non sbaglio è stato Goldaniga a sbagliare la linea, Goldaniga che è rimasto indietro e ha lasciato in gioco Khedira, e ci sono le colpe anche un po' di Radunovic, dobbiamo dire la verità, assumo le responsabilità, però di fronte a un attaccante che arriva così è vero che non lo vuoi travolgere per non causare il rigore, ma tu devi ampliare il volume del tuo corpo in modo da coprire il più possibile la porta. Ci sono le cose che ti dicono quando sei ragazzino e inizi a fare il portiere. È peccato vedere questi errori dopo l'ottima prestazione della settimana scorsa proprio del nostro estremo difensore. Speriamo si possa riprendere in fretta e possa aiutare il Cagliari a trovare almeno un pareggio che stava stretto fino a 5 minuti fa, e adesso potrebbe essere un buon risultato dopo il gol del vantaggio della squadra pugliese. Sarà difficile fargli gol prima, immaginiamoci adesso come si difendono questi ragazzi. Arrivano altri 2 cambi, se non sbaglio altre forze fresche per il Bari. Benedetti ed Enrico, se non sbaglio, cambiato una punta e un centrocampista, e quindi sarà ancora più complicato. Il Cagliari non si deve disperare, mancano 10 minuti alla fine più recupero, quindi c'è tantissimo tempo. Bisogna andarci con la qualità, bisogna andarci sicuri e bisogna farlo questo gol, perché c'è poco da fare. Dobbiamo davvero concretizzare una partita che è stata in mano nostra per 78 minuti e poi ci è sfuggita per una delle poche disattenzioni di questa gara, merito anche dell'attaccante, soprattutto ottimo stop che gli ha permesso poi di andare alla conclusione, ma non è il risultato che merita questa partita, mettiamola così. Hai detto bene prima, dobbiamo attaccare ma con qualità, quindi senza quella frenesia, ma rimanere calmi, far girare la palla come abbiamo fatto e mettere palle dentro con qualità. Adesso purtroppo abbiamo il colpo, l'abbiamo subito, Goldaniga un pochino in difficoltà dopo il gol subito, ha fatto 2 errori abbastanza banali, quello che abbiamo visto non è... Intanto arriva un'espulsione. Sì, ma ho visto volare un cartellino rosso, ma dal campo, non fuori. Penso sia dal campo, non si sa, non si capisce perché c'è un bel po' di movimento con la partita che si scalda in questi ultimi minuti. Forse c'è stata qualche segnalazione da parte del quarto uomo, forse. Cartellino rosso per il Bari, eh? Sì, cartellino rosso per il Bari, ma forse un dirigente addirittura. No, non si capisce bene. No, vorremmo rivedere un attimo quello che sta succedendo, perché c'è un parapiglia e sicuramente questo allungherà i minuti di recupero, con il Bari che continua a protestare all'indirizzo dell'arbitro. Anche il quarto uomo preso d'assalto dalle maglie bianche e dai dirigenti
della squadra pugliese. Penso si tratti di Puccino, e Puccino, l'uomo che è stato mandato antetempo sotto la doccia, quindi cartellino rosso per il Bari a 5 minuti alla fine, una inferiorità numerica che andrà a condizionare ancora di più la chiusura della squadra avversaria, che in questo momento sta facendo un risultato pieno in trasferta. Sì, io ancora. Tu hai visto qualcosa? No, non ho visto. Bisogna. Le immagini non ci anche dicono perché la stessa palla era lontana. La palla era una rimessa che avrebbe dovuto mettere appunto battere Radunovic, che ha battuto in questo momento, ma non si è capito, o stiamo stando distratti o non si è capito bene il motivo dell'espulsione di Puccino, che quindi comunque lascia in 10 uomini i suoi quando mancano meno di 5 minuti alla fine della partita. Ricordiamo il punteggio: il Cagliari è sotto contro il Bari in casa 1-0, ma è sopra nel confuto degli uomini dopo appunto l'espulsione del giocatore barese qualche istante fa, e adesso ci aspetta un assedio mosso dagli interpreti, che comunque stanno continuando a essere protagonisti di questa gara. Adesso diventa ancora più importante il fatto di attaccare con qualità, cioè ci vuole pazienza. Mancano 10-15 minuti sicuramente. 10 minuti Mancano... sicuramente, perché 5 gli darà di recupero, quindi attaccare con qualità, con calma, perché con l'uomo in meno a loro gli sballa quasi tutto. Sì, stavo controllando l'episodio dell'espulsione. C'è Puccino che chiede un po' spiegazione all'arbitro con una gestualità non volgare, possiamo dire così, un po' spazientita, ma non abbiamo capito qual è stato la scintilla che ha provocato poi l'espulsione del giocatore del Bari. Quindi rimarremo in attesa con le orecchie ben alzate per capire un po' quello che sta succedendo, anche perché è una decisione importante quella presa dall'arbitro quando mancano pochi minuti alla fine di questo match. Speriamo davvero di rimetterla in piedi, Claudio. Sì, intanto De Iola, che è stato posizionato tra i due centrocampisti più avanzati, quindi Macumbu è andato a fare l'interno di destra e Mancoso l'interno di sinistra, che sono proprio a ridosso quasi del limite dell'area. Quindi stiamo attaccando con tanti uomini con una discreta qualità. Dobbiamo stare attenti comunque a non perdere palloni a centrocampo, perché comunque loro sono bravi anche con l'uomo in meno a ripartire, e stiamo rischiando qualche volta di perdere la palla. Sì, con un Bari tutto dietro la linea del pallone ci apprestiamo in questi ultimi 3 minuti in cui i nostri giocatori di qualità hanno sicuramente più spazio, anche dato l'uomo in più. Azione pericolosissima con vari rimpalli, palloni arrivati in faccia, ma il tiro di Pavoletti con il sinistro è intercettato dall'estremo difensore avversario, che manda la palla in calcio d'angolo. C'era anche posizione regolare da parte di Pavoletti, peccato davvero. Speriamo di riuscire viene dato fuori gioco, anche se fuori gioco effettivamente non era, perché c'era il difensore del Bari nettamente più indietro, che teneva in gioco tutta la squadra del Cagliari. Di conseguenza non c'era sicuramente fuori gioco, un errore che quindi porterà alla battuta da parte del portiere del Bari. Un altro cambio, quello finale, per tentare l'assalto: fuori Zappa, dentro Millico, quindi fuori un terzino per un attaccante. Le intenzioni sono chiare. Le intenzioni sono chiare e devono essere sviluppate nella maniera giusta, sempre tenendo conto che loro sono bravi nelle ripartenze, quindi dobbiamo darci da fare. È proprio una doccia fredda questo risultato. Sinceramente non ce lo aspettavamo, una partita, un finale di partita del genere, ad inseguire un risultato che fino al 70° doveva essere quasi scontato. Sì, se la classica quando non segni, attacchi ma non segni, poi come diceva Max Pezzali, gli altri fanno un'azione, la dura leggere il gol.
gol, no? Quando domini la partita e poi gli altri fanno un'azione e segnano, capita. Speriamo di rimetterla in piedi. Quando manca un minuto, tra pochissimo andremo da Vittorio Sanna per seguire insieme gli ultimi istanti della partita, che probabilmente avrà un corposo recupero, e quindi speriamo che ancora una volta quella che un tempo si chiamava zona Cesarini ci possa portare a un risultato positivo in vista appunto di questa importante gara che ci sta sfuggendo di mano, ma noi andiamo in questo istante a goderci il finale della gara con Vittorio Sanna. 6 minuti di recupero, quindi 6 minuti di tempo per tentare di rimediare a questa partita. Tenuto in campo anche Viola, chissà non capiti il calcio di punizione giusto, visto che probabilmente un po' l'equivoco di questa partita nel proseguo della gara. Viola secondo me doveva uscire molto prima, ma non voleva screditare la sua mossa. Liverani lo ha tenuto in campo e speriamo che possa servire a battere la punizione che ci possa salvare. Nel frattempo la rimessa con le mani per il Bari nell'altezza del tre quarti di sinistra, l'anticipo di Altare, il pallone calciato avanti da Mancosu nella zona di Pavoletti che poco fa ha girato a rete ma c'era fallo, quindi non sarebbe stato valido il gol. Scatta Millico, si sposta a sinistra, accelerazione di Millico che porta ancora palla, si accentra Millico, il passaggio del Pavoletti, ancora Millico, tenta di trovare Luvumbo, la palla è ribattuta mentre protesta Barreca per essere stato ignorato nell'azione di Millico di poco fa. Eccolo Viola, porta avanti il pallone, lo scarica immediatamente su Barreca per Millico, ecco il controllo del 19 che punta l'avversario, va verso sinistra, effettua il cross basso, pallone allontanato, lo recupera De Iola, lo appoggia ancora a Viola, da Viola all'indietro per Altare, tutto il Cagliari attacca, il passaggio a destra per Luvumbo che indietreggia, poi punta l'avversario, appoggia per Mancosu che rende ancora a Luvumbo, da questo all'indietro per Altare che cambia gioco, va dall'altra parte a cercare Millico, lo stop sbagliato da Millico, il pallone allontanato, per fortuna non ci sono maglie del Bari, va Radunovic ma la palla sembra destinata al fallo laterale, no, in campo la può raccogliere Barreca che può impostare, avanza Barreca, il primo minuto e 40 è andato via, il tocco di Barreca ancora al centro per Altare nel cerchio di centrocampo, apre verso destra nella zona in cui può avanzare il Goldaniga, è uscito Zappa, il pallone all'indietro ancora per Altare, largo c'è a sinistra Barreca, viene servito tutto il Bari dietro la linea della palla, deve avanzare Barreca, porta avanti il pallone, ancora Barreca, Millico alla sua sinistra, riceve la palla, punta verso l'area, due giocatori su di lui, tenta di entrare, si intestardisce nel dribbling, perde il pallone, recupera quindi in questo caso che dire, Millico fa anche un'altra sciocchezza perché va a fare il fallo ed è un fallo che gli costa anche il cartellino giallo, è tutto grasso che cola per il Bari questo, perché effettivamente permette di prendere tempo, di far trascorrere i secondi e di tirare il fiato per il calcio di punizione. Protesta nel frattempo con Millico il tecnico Liverani, Millico cerca di giustificarsi, sta di fatto che quando sta per terminare il terzo minuto dei 6 di recupero, a metà del recupero rifatto a disposizione, ci sarà il calcio di punizione in favore della squadra pugliese, in vantaggio per una rete a 0 grazie al gol di Khedira. È pronto per la battuta, in questo caso Caprile, da rincorsa da parte di Caprile che sta per calciare nella metacampo del Cagliari, si indietreggia, parte il lancio avanti nella zona di Steter, il colpo di testa di Altare, la spinta su Viola, il calcio di punizione quindi per il Cagliari. 48 minuti trascorsi, 3 alla fine, Viola spinge avanti il pallone, Khedira glielo spinge indietro, Viola lo batte indietro per Radunovic che si prepara al passaggio, dà invece a destra per Goldaniga che va a cercare ancora Viola che avanza portando palla, ancora un cross a cercare Pavoletti, la sponda a cercare l'inserimento di qualcuno, non c'è, Millico che tenta di recuperare, non vi riesce, la palla quindi allontanata ancora dal Bari per lo scatto di Steter, è in vantaggio Radunovic, l'appoggio per Altare, 48-38, Altare su Viola, altra possibilità di sventagliata, palla per Macumbu, evita l'avversario, tenta di andare, va giù, non c'è fallo secondo l'arbitro, l'imbeccata non riesce, De Iola che recupera, avanza palla al piede, appoggio lateralmente per Mancosu che cerca Luvumbo, ancora Mancosu, tenta di entrare dentro, la palla non passa, Macumbu all'indietro, De Iola allarga verso Barreca a sinistra, è iniziato il 50°, la palla per Millico che si libera dell'avversario, si prepara a crossare,
impostare, cross all'interno, la palla nel mucchio, esce il portiere anticipando Pavoletti, insegue il pallone Luvumbo, rimessa con le mani per il Cagliari, 49 minuti e 15, il pallone per Goldaniga ancora per Luvumbo che dà all'indietro, all'indirizzo di Teiola, che carica il destro, effettua il cross, il colpo di testa palo di Pavoletti sul cross di Teiola, pennellato il pallone nel mucchio, colpo di testa di Pavoletti e palo pieno sul cross di Teiola, il colpo di testa da parte di Pavoletti, il palo che ha negato il gol al Cagliari. 49-41, un minuto e poco più alla fine del match, alla fine del sesto minuto di recupero. C'è un giocatore del Bari a terra, c'è il portiere che lo vuole andare a calciare, c'è l'arbitro che lo invita a farlo in modo un po' più rapido, c'è il 50° che scade, l'arbitro invita il portiere a prendere la palla, Caprile va a tentare anche di procurarsi il cartellino giallo, invita i suoi ad accentrarsi per il rilancio, batte in questo momento la palla nella zona di Goldaniga nel duello con Chiedira, Goldaniga non rischia, ritorna all'indietro su Radunovic, Chiedira lo attacca, il passaggio a sinistra per Barreca, il lancio avanti per Pavoletti, il colpo di testa in ribattuta, la palla in fallo laterale, 38 secondi col pallone che viene ceduto a Barreca, la rimessa in gioco, l'Ave Maria del Cagliari, sta per partire Altare, deve calciare avanti, lo fa alla ricerca di Pavoletti che salta, prolunga le sue spalle, il pallone però è raggiunto dal giocatore del Bari, va alla caccia del pallone Macumbu, il giocatore del Bari riesce ad allontanare, rimessa con le mani per il Cagliari, ancora 17 secondi, vediamo se porta male, il pallone per Macumbu che tenta di liberarsi, va giù, non c'è fallo, recupera il Maita, tenta di portare via la palla a Viola, fallo di Viola, Maita va giù, l'arbitro interviene, assegna il calcio di punizione, dopo anche un calcione che è partito all'indirizzo di Barreca con l'arbitro che va a tentare di risolvere, è scaduto il sesto minuto di recupero, il Bari continua a condurre per una rete a 0 per il gol di Chiedira che sta decidendo il match, gol che è giunto al 77esimo, calcio di punizione che dovrà essere battuto ancora una volta dal portiere, l'arbitro si è allontanato, 51-21, siamo 30 secondi oltre il sesto minuto di recupero, portiere che sta per battere, calcia in questo momento ed ecco il fischio finale, il Bari batte il Cagliari per una rete a 0, gol di Chiedira, un gol che ha deciso il match, ma dobbiamo dire che se la volta scorsa contro il Benevento Liverani aveva azzeccato i 3 mostre, stavolta secondo me non è riuscito a leggere la partita, si è intestardito sulle sue scelte e alla fine le ha pagate care, perché poi il Cagliari ha perso quella lucidità che aveva per 50 minuti e che poi pian piano è venuta meno, perché con la lucidità che manca nei giocatori devi saper ricambiare nel modo giusto, le tue ricchezze della panchina vanno giocate nel modo adeguato, quindi il risultato finale Cagliari 0, Bari 2 con nel frattempo Liverani che va, Bari 1 scusate, ma Bari 2 era un'altra partita niente, è andata così, sono con voi per il commento perché non so che adesso dobbiamo chiudere alle 16:10 perché poi adesso sentiamo il nostro inno, lasciamo spazio un attimo ai nostri sponsor e poi commentiamo. A tra pochissimo. Perfetto. Salza il vento sulla terra, soffia piena rossa e blu, di coraggio di 4 mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari la nostra E quindi questo era il nostro inno che ci annuncia che la partita è finita, purtroppo oggi con la mare in bocca, vero Vittorio?
Assolutamente sì, con molto rammarico, perché secondo me c'erano le condizioni per vincerla questa partita. Noi abbiamo delle risorse inestimabili in panchina, le dobbiamo giocare però nel modo giusto, non possiamo tutelare nessuno, non dobbiamo sponsorizzare i giocatori che per forza abbiamo voluto far acquistare, perché non dobbiamo giustificarci rispetto al mercato, dobbiamo far giocare quelli che più rispondono alle caratteristiche della partita. È stato bravissimo a farlo Liverani nella gara col Benevento, ha sbagliato tutto quest'oggi. Si vedeva che Viola ormai era fuori dai giochi, era a un passo diverso, e lì avrebbe dovuto liberare immediatamente Macumbu dal ruolo di mediano davanti alla difesa, perché era uno di quei giocatori che col suo passo poteva permettere di scardinare la difesa del Bari. Invece ha insistito, addirittura ha inserito anche De Iola, ma ha messo De Iola a fare l'interno e ha stentato a spostare poi successivamente Macumbu in una posizione più avanzata, mantenendo sempre Viola in campo, quasi non volendo smentire quella scelta che ha fatto fin dall'inizio e che paga finché tu devi giocare a un basso ritmo, ma quando il ritmo sale, soprattutto la fatica si sente, diciamo che il giocatore non è adeguato a fare il ruolo di interno come è stato schierato quest'oggi. O fai il trequartista, ma lo devi fare con due attaccanti davanti, oppure devi fare il mediano davanti alla difesa, ma non puoi farlo perché il passo non ce l'hai. Insomma, alla fine abbiamo rischiato e abbiamo pagato su una delle poche, forse l'unica occasione del Bari, ma in Serie B è così, non possiamo andare a citare il numero delle occasioni per addebitarla alla sfortuna. Abbiamo pagato perché il Bari ha approfittato di un nostro errore, ha approfittato di una prodezza del suo giocatore migliore, che Dira, che si è infilato in quello che è un po' il difetto della difesa del Cagliari, la disposizione in linea, e infilandosi è riuscito a trovare lo stop vincente e il tocco in anticipo sul portiere Radunovic, che ha deciso poi il match. Pizzico di sfortuna invece sul cross di De Iola e il colpo di testa di Pavoletti che è finito sul palo. E l'ennesima conferma che il Cagliari soffre particolarmente quando le squadre vengono a non giocare. Vero, Claudio? Sì, è vero, anche se poi il Bari non ha giocato, secondo me, per grande merito del Cagliari per lunghi tratti, cioè nel senso che non è che non ha giocato il Bari perché non voleva giocare. All'inizio, secondo me, la sua disposizione era quella per poter giocare al calcio. È stato il Cagliari molto bravo a non farla giocare nel primo tempo. Ripeto, le nostre partite ormai si giocano su diverse fasi, ce ne sono tante dentro una sola. È quello che non è che è successo oggi, che hai giocato tutto sommato bene per 50 minuti, quando le due squadre erano fresche, però non hai giocato bene le tue mosse dalla panchina, e mantenendo in campo dei giocatori che non ti davano quella capacità di rompere le chiusure del Bari, hai portato a questo. Ripeto, dovevi vincere l'uno contro uno, non puoi vincerlo con Viola contro uno, devi vincere con Macumbu, lo puoi vincere con Luvumbo, ma dovevi sostenere questi giocatori, dovevi fare in modo che ci fosse maggiore ritmo e tutti tornassero al loro posto. Invece, quasi per giustificare le scelte iniziali, ripeto, e forse anche per giustificare molte volte le scelte di mercato, è stato tenuto un giocatore che aveva fatto anche bene, perché aveva l'energia, e poi si è visto che era un po' fuori dai giochi, e probabilmente quel giocatore in meno a centrocampo lo hai pagato. Claudio? La penso perfettamente come Vittorio. Nel momento stesso in cui i ritmi erano un pochino più lenti, Viola stava facendo anche molto bene, è entrato più volte nella manovra del Cagliari, si è portato avanti, ha provato anche con il tiro, ma nel momento stesso in cui i ritmi sono aumentati, lui è venuto a mancare, e venendo a mancare lui non ha dato anche quella libertà di movimento che ci aspettiamo, e ha fatto vedere Macumbu. Quindi anche la scelta di mister Liverani, quando è entrato De Iola, di mettere De Iola interno e non Macumbu interno, è un po' discutibile. Cosa si prende di positivo da questa gara per poi costruirlo tenerlo bene in mente nelle gare successive, Vitto? La lezione, il fatto che abbia perso contro una squadra che a mio giudizio non è più forte di te, il fatto di non dover essere presuntuosi, di non dover inseguire per forza la gloria personale e non intestardirsi nel voler dire di non sbagliare mai. Bisogna ammettere i propri errori anche nell'ambito dei 90 minuti, e quando ti accorgi di aver sbagliato hai le possibilità, perché il Cagliari ce li ha, di poter cambiare, inserire i giocatori che ti possono
servire a rimediare al tuo stesso errore. Ci vuole tanta umiltà, ecco, una lezione di umiltà quest'oggi è stata data, perché non siamo stati umili tanto da poter pensare che laddove abbiamo sbagliato all'inizio o là dove abbiamo sbagliato magari anche al 60esimo dovevamo rimediare al 75esimo. Non l'abbiamo fatto, abbiamo insistito e alla fine abbiamo beccato questa sconfitta, ripeto, che per i valori tecnici non ci sta affatto, ma per come abbiamo buttato le ortiche tutte è una lezione che dovrebbe servire. Assolutamente così. Claudio, invece, hai qualche altro spunto da tenere come cosa positiva? E comunque la partita per larga parte sta positiva, così possiamo giudicarla. Oggi bisogna non bisogna buttare via tutto, chiaramente i giocatori questo lo devono sapere, il mister questo lo deve riconoscere, perché per buona parte della partita l'abbiamo dominata. Però esatto, la parola di oggi forse è quel pizzico di umiltà che ci ha fatto vedere oggi il Bari, mettendosi tutti indietro e facendo una partita diciamo remissiva, per poi avere un'unica occasione, forse /2, e sfruttarla. Sì, abbiamo visto prima le statistiche, 2 i tiri totali del Bari, 1 solo in porta, ma è bastato per portare a casa i 3 punti da Cagliari, una vittoria che mancava da più di 22 anni sicuramente, perché l'ultima vittoria del Bari nei confronti diretti è arrivata al San Nicola, quindi ancora più storico questo gol di Khedira, che assicura i 3 punti alla squadra pugliese, che continuerà adesso il suo campionato. Claudio, volevi dire qualcosa? Volevo fare una domanda a Vittorio. Vitto, ma è successo qualcosa con Pereiro o è proprio una scelta tecnica quella di non volerlo utilizzare? Guarda, insisto, secondo me questo fa parte dei difetti che ho riscontrato in questa prima parte di stagione. L'ho detto tantissime volte, tu hai un patrimonio in panchina, non ti devi intestardire sugli stessi e non devi per forza difendere quello che tu hai detto una volta, devi capire che ci sono momenti in cui un giocatore può giocare e momenti in cui non può giocare. Le bocciature non sono per sempre e le promozioni non sono per sempre. Questo è qualcosa che secondo me Liverani deve imparare. Sì, deve imparare e deve anche trasmettere alla squadra che ha bisogno di questo. Noi abbiamo terminato il nostro tempo insieme, quindi passiamo a salutare prima di tutto Claudio Pani, che è stato in studio con me. Ciao Andrea, ciao Vittorio. Salutiamo Vittorio che è in collegamento dallo stadio, adesso avrà il suo bel da fare tra il commento caldo e tutto. Ciao Vitto. Ciao a voi e a tutti i nostri ascoltatori. E noi ci ritroveremo il 1° ottobre, perché settimana prossima si riposa, gara di nuovo casalinga contro l'avversario che ci ha mandato in Serie B l'anno scorso, ovvero il Venezia all'ultima partita. Quindi non mi resta che lasciare la linea a Tipi da Spiaggia con Massimiliano Medda e lasciarvi con i programmi di Radio Super Sound. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022.